Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie per partecipare a questo convegno. È un convegno che ha visto impegnate tante forze, abbiamo tutta la città insieme che si è messa assieme per organizzarlo e tante realtà cittadine hanno accettato di partecipare, di interloquire e di dialogare. La cosa che ci sembra più importante è oggi fare il punto della situazione e vedere che cosa possiamo programmare, che cosa possiamo prospettare per il futuro. Questo incontro segue un percorso iniziato ormai 7 anni fa, era il 4 aprile 2016 quando abbiamo dato il via a un convegno che si intitolava I limiti del turismo come municipalità, in cui sono state avanzate diverse proposte sulle gestioni dei flussi. Abbiamo poi ospitato una seduta del Tribunale internazionale degli sfratti a causa del turismo in Sala San Leonardo nel marzo del 2017, in cui è stato discusso il ruolo del turismo nell'allontanare i residenti dall'isola di Pellestrina. E ancora la partecipazione al convegno e al congresso dell'Organizzazione Mondiale del Turismo a Seul nel 2018, in cui la comunità internazionale ha avuto modo di rendersi conto della enorme e unica al mondo sproporzione tra turisti e residenti che sta minando la sopravvivenza di Venezia. E poi la proposta nel 2019 di candidare Venezia a capitale verde d'Europa, fatta al Consiglio d'Europa a Strasburgo insieme a Ida Ossi e a Sergio Pascolo come municipalità, che si è tradotta in dichiarazioni di attenzione al tema da parte di Ursula von der Leyen e di David Sassoli, che purtroppo ci ha lasciato. Qui in città la cosa a suo tempo è stata salutata come una follia, invece oggi sentiamo le stesse parole utilizzate per proporre, solo per fare un esempio, il nucleare per Porto Marghera da parte dei fondatori dell'autoproclamata Venezia capitale mondiale della sostenibilità. È evidente che ci sono letture così diverse sul cos'è stato e sul come dovrebbe essere, che ci sembra giunto il momento di tentare un approccio nuovo, di fare sintesi sedendosi tutti virtualmente ad un tavolo. Questo è l'obiettivo del convegno di oggi. E ringrazio tutti per essere qui e dico subito che abbiamo deciso di ridurre lo spazio dei relatori, lo spazio temporale, per lasciare di più anche al dibattito, proprio per favorire lo scenario e lo scambio di idee. Chiedo però a chi interviene di essere propositivo e non categorico, di partire cioè con un approccio aperto, quale base per compiere magari non oggi ma nel prossimo futuro dei passi avanti a favore della città. Naturalmente un ringraziamento va ad Ateneo Veneto che ci ospita, va alle istituzioni che hanno salutato con favore questo convegno e che ci hanno dedicato parole di apprezzamento, intendo sia la Regione che il Comune, che la Municipalità. Avremo consiglieri comunali, i miei compagni di avventura, avremo la Presidente della Commissione per il Turismo della Regione Veneto Francesca Scatto, avremo il Presidente di Municipalità Marco Borghi che verrà a salutarci nel pomeriggio. I lavori si svolgeranno, si articoleranno in 2 sessioni, una mattutina e una pomeridiana. Quella del mattino vedrà incentrata l'attenzione su Venezia nel rapporto con le grandi altre città europee che soffrono della stessa problematica relativa alla pressione turistica, Barcellona in primis, Barcellona e Amsterdam. Dico Barcellona in primis perché abbiamo la fortuna di avere qui per la direzione del turismo della città di Barcellona Aina Pedret, che poi conoscerete. Avremo da Amsterdam Guido Stompf, avremo Franco Migliorini, che è stato un motore straordinario per mettere in moto questo convegno, che coordinerà la prima parte di questa giornata, e
Paolo Russo, che attraverso, anche, oltre che essere docente e di turismo, interessarsi e capire tutto, che ci ha, grazie alle sue pubblicazioni, fatto capire molte cose. Tutte cose adesso che verranno appunto illustrate da Franco Migliorini, a cui cedo la parola e vi ringrazio davvero e procediamo. Grazie. Buongiorno a tutti. Con questo convegno intendiamo dar forma, voce, contenuti e prospettiva al pensiero diffuso che attraversa tutta la nostra comunità urbana. Non si può assistere alla dissoluzione di un quadro di vita locale senza reagire. Le dinamiche della globalizzazione non vanno subite in nome di un mercato cui affidarsi con realismo di breve periodo. Vanno indirizzate ad un'idea non mercantile dell'interesse urbano. Sì, così. Lo dobbiamo a noi stessi e al mondo che ci guarda, chiedendosi se la vicenda storica di Venezia debba estinguersi nel magmatico irrompere di masse indistinte di visitatori, sospinte dalla globalizzazione turistica del XXI secolo, dentro un contenitore urbano più piccolo e più fragile di molti altri. Venezia non è dei soli veneziani, ma i veneziani sono parte integrante di Venezia, non altro da essa in forza di tradizione e stile di vita. Parliamo della traiettoria di un anomalo sistema urbano composto da due città, Venezia e Mestre, complementari e interdipendenti, accomodate in modo distinto in un processo di trasformazione forzosamente affidato alle alterne vicende dell'economia turistica e del mercato immobiliare. In pratica, da un lato la fabbrica del turismo, dall'altro il suo interresidenziale, due città comunate dalla insoddisfazione per il quadro di vita urbano. Semplificando l'idea di resilienza, possiamo dire che il futuro della città ha una relazione diretta con tre dinamiche, rappresentabili in tre curve: quella del declino demografico, quella della crescita turistica, quella dell'incremento dei livelli marini. Tre dinamiche vitali da monitorare nella loro reciproca interazione dei prossimi decenni, per capire su quali leve intervenire con visione strategica e non solo congiunturale, come nei più recenti anni. Il declino demografico è iscritto nell'invecchiamento della popolazione veneziana, da cui non può scaturire alcun salto di fertilità, mentre sulla inversione del saldo migratorio che occorre far leva con strumenti appropriati, a partire dall'appiattire la discesa della curva, su cui poi innestare un'inversione anche del tasso di natalità. Tempi lunghi e visione strategica. Qualcosa che si collega direttamente a due corollari, tra loro complementari, una politica dell'occupazione qualificata e una politica della casa. Non poca cosa in un quadro che da un lato registra la forte spinta al lavoro subordinato di pendolari sottopagati nei bassi servizi del turismo di massa, dall'altro riconosce la sottomissione alla concorrenza internazionale nell'uso del patrimonio residenziale veneziano, dominato com'è dalla logica del bene di investimento e dei fitti brevi. Si tratta del cosiddetto turismo estrattivo, su cui opera la pletora delle locali agenzie di intermediazione immobiliare. Un panorama di vasta e opaca offerta ricettiva, in esplicita competizione con quella alberghiera, che travalica la laguna e si estende all'intera città di Mestre. Attorno al turismo, da tempo si moltiplicano le iniziative del settore pubblico e di quello privato. È un fatto che la parola Venezia sia ormai assiomaticamente legata al turismo. Ma non altrettanta attenzione è riservata alle componenti qualitative dell'economia urbana, ciò che servirebbe per schiodare la città dal degrado della monocultura imperante. Stride che il capoluogo di regione sia usato come traino al primato del turismo regionale, sotto lo slogan Veneto, the land of Venice, o Dolomiti, le montagne di Venezia. Il leone alato da sventolare e un brand pronto per ogni uso. Negando la realtà metropolitana esistente, la politica regionale impone la sua visione parcellizzata del divide et impera,
Da un lato territori industrializzati, dall'altro comprensori turistici o nuovi paesaggi enologici, marchiati UNESCO. Un invito alla rendita anziché all'economia dell'innovazione a favore delle giovani generazioni. Sotto i nostri occhi da anni opera una solida alleanza utilitaristica di cooperazione competitiva tra la regione e il comune per imprimere un'egemonia esterna alla politica turistica veneziana. A Venezia la pandemia poteva essere il momento di riflessione sulla traiettoria economica di un sistema urbano che si affida alla domanda esterna del mercato turistico internazionale, con le conseguenze sotto i nostri occhi. Nei passati decenni, quando ancora il fenomeno turistico era oggetto di studio, si era rincorso il concetto di soglia di sostenibilità della città, con numeri oggi da rimpiangere di fronte al manifesto compiacimento per le ondate dell'overturismo antepandemia che si intendono riprodurre al più presto. Parliamo della ricettività alberghiera travolta dal fenomeno capillare dirompente dei fitti brevi e dell'escursionismo di massa che hanno investito e stravolto l'uso dell'intero patrimonio urbano, commerciale, residenziale e artistico, espellendo con gli abitanti anche le attività. In termini di costi e benefici deve essere chiaro che su 30 milioni di presenze turistiche antepandemia, il 70% delle entrate proveniva solo dal 30% delle presenze, quelle pernottanti. A numeri invertiti va invece letta l'economia dell'escursionismo massivo dei day tripper e dei suoi noti supporter locali. Negli ultimi anni l'offerta di letti a Venezia ha ampiamente superato il numero dei residenti, così come i letti privati hanno superato quelli alberghieri. Una forma di sharing economy, potremmo dire, che ha trasformato la città storica in albergo diffuso, mentre attorno alla stazione di Mestre si è fatto esplodere il nuovo distretto alberghiero dell'ospitalità low cost, quella che serve il vero segmento industrializzato del turismo mondiale, basato sulla catena logistica aereo, bus, treno, che presiede i nodi intermodali per gestire i propri flussi, esattamente come accade per le merci. Nel caso del turismo escursionista diurno, di auto, bus, lancioni, protagonista della congestione all'accesso, nessun limite posto alle lobby che lo governano. Fedeli al come prima più di prima, la ripartenza post-pandemica è stata affidata, in mancanza d'altro, al turismo di prossimità. Un soccorso al settore dei piccoli esercizi commerciali cresciuti nella fase in cui la domanda trainava l'offerta. Quell'offerta che oggi si trova prigioniera di un mercato saturo di esercizi. Vale per molte attività commerciali come per tutta la ricettività privata senza conduttore, oggi sbilanciata tra investimenti e debiti per il repentino crollo di domanda. Questo spalanca le porte a nuovi ed estranei attori, finanziariamente ben dotati ma assai poco tracciabili, qualcosa di cui la città non sente veramente il bisogno. È qui che la strategia di Venezia Fabbrica del Turismo rivela i gravi limiti della sua visione, puramente quantitativa, che si è cucita addosso e del danno permanente al tessuto socio-economico locale, in autoconsunzione. Un quadro di vita urbano dove la domanda esterna soppianta quella interna, finisce con essiccare la tradizione fonte di beni di qualità e di servizi alla persona. In altre città turistiche questo non accade in egual misura. Su questo occorre intervenire presto con idee nuove e non certo riproponendo le formule che hanno fallito. Per l'accesso alla città insulare la contabilità degli arrivi si è tradotta in un inutile narcisismo di raccolta statistica senza sbocco. Serve invece la prenotazione per i visitatori, non soggiornanti, quelli non soggiornanti. Quella variabile incontrollata che paralizza e mortifica la città, sottomettendola all'azione di decisori esterni e di rendite ben riconoscibili, proposte come fonte di benefici, in realtà fonte di abusi in un quadro diffuso di profili illegali. Tra le profonde criticità della pandemia, la mobilità acquea si è imposta come un limite vitale per una città senza alternative come Venezia. È questo il lascito più critico e per questo strumentalizzato per introdurre una svolta strategica al tradizionale trasporto lagunare.
separare la mobilità urbana dal turismo pendolare, dirottando quest'ultimo sui nuovi terminal lagunari. Sfruttare un mercato ricco e tradizionalmente conteso con ogni tipo di mezzi e da ogni genere di protagonisti, come le cronache puntualmente documentano, al Tronchetto e altrove. Il ragionamento è semplice: regolare l'accesso del pendolarismo giornaliero col prelievo al terminal lagunari, sfruttando una inesauribile fonte di entrate. Una formula proposta con enfasi come innovativa, sostenibile ed esportabile, basata su 3 componenti: i ticket di accesso, i varchi elettronici e la vigilanza attiva. Caso unico in Europa e nel mondo, essenza stessa della mercificazione urbana, passaggio decisivo per cristallizzare col crollo abitativo e l'invasione turistica una vita urbana ridotta in vitro, che consegnerebbe la città storica, ormai mummificata, a spazio sotteso tra recinto archeologico e parco tematico di massima. Col paradossale dilagare della nuova vulgata di Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, ci si vorrebbe intestare la millenaria eredità della città d'acqua, realizzando la continuità tra passato e futuro, con una nuova regia di investimenti in grandi opere urbane e lagunari. In pratica, il futuro affidato ad un'entità esterna, non elettiva, a struttura privatistica, una fondazione, i cui compiti di indirizzo sovrasterebbero la locale amministrazione, sottraendole il potere decisionale, agli antipodi della legge speciale del 1973. Non a caso il MIMS, acronimo aggiornato del Ministero dei Lavori Pubblici, è il soggetto da tempo posto in capo ai grandi flussi di spesa per le infrastrutture veneziane. Referente romano del Mose, il grande incompiuto costato 6,5 miliardi al momento, ormai prossimo al 40° anno di età, ma non ancora giunto a compimento, se mai lo sarà. A questo si vorrebbe dunque affidata la sicurezza idraulica della città per i 100 anni a venire. Con i nuovi investimenti infrastrutturali, in realtà una terapia da grandi opere, si rivela invece il ridisegno dell'intero sistema urbano veneziano, distribuendo i flussi su tutti i bordi della laguna. Cuore del disegno è la gronda lagunare, la buffer zone del sito UNESCO, convertita da propaggine naturalistica o vecchio sedime industriale in trampolino per nuove incursioni nautiche alla città lagunare. Protagonisti vecchi e nuovi terminal acquei, ma ancor più i suoi limitrofi suoli da valorizzare con intermodalità terra-acqua, a partire dai brownfield industriali di Marghera, convertiti in giganteschi waterfront crocieristico-recreativi, secondo i modelli esotici proposti dall'economia dei petrodollari. L'intero sito UNESCO, con terraferma, gronda, laguna e isole, sottoposto ad una compiuta riorganizzazione funzionale, meta turistica spazialmente dilatata, per attrarre crescenti flussi di visitatori, dichiarati sostenibili in virtù del più vasto areale di terra e acqua destinato ad accoglierli, con la suggestione paesaggistica dei tragitti lagunari. Il programma è imponente, nuovi scavi canalizi ovunque richiesto, la terza stazione ferroviaria dell'alta velocità di Venezia, detta il Cappio, immersa in falda salmastra profonda sotto la seconda pista del Marco Polo, quella concepita per il raddoppio degli attuali passeggeri, da 11,5 a 24 milioni. E a seguire l'idea mai sopita di una sublagunare. Da tempo presente, ritorna periodicamente sui giornali, sulla stampa. La bulimia turistica dell'intero disegno, prodotto dall'utilitarismo aziendalista che anima il governo urbano, mira ad alimentare di investimenti esterni l'economia turistico-recreativa della città storica. Alle spalle opera l'anomia societaria dei percorsi carsici della finanza internazionale, alla ricerca di rendimenti. A questa guardano i facilitatori nostrani. Venezia deve rivolgere il pensiero invece al futuro delle giovani generazioni. Oltre l'odierna ideologia delle facili rendite turistiche,
una politica della residenza contro il dominio della finanza immobiliare, una qualità del lavoro per generare il nuovo capitale sociale della città, la sicurezza idraulica a tutela dell'ecosistema lagunare. Serve un patto allargato di cittadinanza che oltre agli abitanti stabili si estenda anche a quelli temporanei, come i turisti consapevoli che da sempre affollano Venezia e gli studenti attratti dalla formazione veneziana, potenziali cittadini stabilizzati di domani. Occorre che università, scuole superiori, fondazioni, musei, archivi e la stessa Biennali convergano verso un progetto di città come riconoscibile nodo nell'economia della conoscenza e dello sviluppo delle competenze tecnologiche contemporanee. Serve superare la tradizionale frattura tra patrimonio umanistico e formazione scientifica, tra produzioni materiali e immateriali. Serve una città che dismetta la veste logora di fabbrica del turismo per indossare quella dignitosa di fabbrica del valore. Per frenare il turismo di massa si difenda e valorizzi il turismo consapevole nel quadro di politiche urbane di sostegno alle produzioni a durevole valore aggiunto, senza i continui espedienti di effimera consistenza, volti al consenso di breve periodo. Quello che serve è un processo di transizione articolato in azioni di breve, medio e lungo periodo. La città storica non può sopravvivere sulla retorica del proprio passato, deve riprendere in mano il proprio destino per una diversa traiettoria di sviluppo, senza delegarlo agli altri che oggi si affondano. Le ferite inferte dalla pandemia non si iniscono con il demagogico ritorno al più recente passato, che di quei mali è la radice e non certo il rimedio, ma diversificando la base economica di una città che deve riposizionarsi nell'economia della produzione contemporanea. Venezia con Mestre è parte del sistema metropolitano centro-veneto, ma non può accettare il ruolo subalterno di puro luogo ludico-ricreativo, che in molti vorrebbero assegnarle per trarne vantaggi riflessi, pura variante di prossimità dell'economia estrattiva del turismo. Per questa ragione proponiamo oggi gli esempi di due grandi città di mare del nord e sud Europa, Amsterdam e Barcellona, entrambe capitali del turismo europeo che al governo urbano della modernità hanno storicamente affidato la funzione di indirizzo e di riequilibrio delle spinte che l'economia di mercato produce sulla città e che il governo urbano consapevole è chiamato a indirizzare verso il bene comune, quello di cui Venezia ha bisogno. Grazie. Adesso la parola è a Antonio Paolo Russo, veneziano di San Polo, per essere chiari. Paolo insegna geografia del turismo all'Università Rovira e Virgili in Catalogna e sta dirigendo una grossa ricerca europea sul turismo urbano. Quindi è la persona più adatta alla quale abbiamo affidato il compito di disporre lo sfondo europeo per capire dove sta andando Venezia. Paolo, a te. Grazie Franco. Prima di tutto ringrazio moltissimo gli organizzatori di questa giornata che mi dà l'opportunità di fare uno scampone a Venezia, cosa che se no sarebbe sempre più rara. Io credo che vada fatto uno sforzo per mettere seminari e giornate come questo in una prospettiva. Quando parliamo di Venezia non parliamo di un caso straordinario, parliamo di un caso dove i fenomeni che analizziamo si danno con maggiore intensità e si sono dati storicamente, ma cerchiamo di definire un campo di azione comune perché comunque il problema di Venezia non si risolve solo a Venezia. E mi tocca fare un po' l'accademico oggi e andare un po' in controtendenza rispetto al focus su Venezia di questa giornata, perché comunque credo che questo sia utile al dibattito, soprattutto al definire chiaramente l'oggetto del problema e le sue dimensioni. E ci sono tre cose su cui vorrei insistere. Prima di tutto il turismo non solo agisce sulle società residenti, ma di fatto le cambia, le trasforma. L'overtourism, l'eccesso di turismo, resitua le società residenti in termini di capacità di partecipazione
alla cosa comune, alla democrazia, e le società delle città di patrimonio sono particolarmente esposte agli impatti del turismo. Vediamo se questo funziona. No, vabbè, non importa. Dovrebbe, ma non funziona. Vabbè, questa è un po' la scaletta delle cose che vi vorrei raccontare in questa mezz'oretta scarsa. Dunque, di che cosa parliamo quando parliamo di turismo o di impatti del turismo? Parliamo di attività economiche e posti di lavoro, ovviamente. Parliamo di una trasformazione del mercato per beni e servizi locali che si fanno beni e servizi a disposizione di una comunità di consumatori molto più ampia di quella definita dalle dimensioni geografiche del mercato locale, quindi di casa, di commercio, di mobilità e di servizi essenziali. Parliamo di trasformazione dell'ambiente, spazio pubblico e costruito, ecologia e infrastrutture, e parliamo di trasformazioni dell'identità, delle rappresentazioni e delle soggettività del luogo. Queste trasformazioni hanno degli impatti che sono socialmente diseguali, altamente stratificati, che definiscono un nuovo ordine sociale. Chi è favorito dallo sviluppo turistico, proprietari di mezzi di produzione, imprese turistiche che sono sempre più grandi e operanti su differenti destinazioni a differenti scale, e voglio qui includere la casa, la casa che si è turismificata grazie all'arrivo delle famose piattaforme della sharing economy, ma anche le attrazioni turistiche private o in gestione privata, perché lo Stato tende a guadagnare abbastanza poco comunque dallo sfruttamento economico del patrimonio. E chi è favorito dallo sviluppo turistico in generale sono popolazione bianca, educata, da paesi ricchi, maschi. E poi abbiamo chi non lo è, chi non è favorito dallo sviluppo turistico. In generale cittadini che non lavorano nel turismo, giovani, pensionati, donne, migranti da paesi poveri, lavoratori a bassa specializzazione anche nel settore turistico. Ma questo ordine sociale è anche definito fondamentalmente da chi partecipa alle decisioni politiche su di esso e chi no, favorendo l'esclusione sociale e fisica su basi tanto economiche come materiali di alcuni e la crescita di potere, di profitto, di empowerment, il potenziamento e emancipazione di altri, e intervenendo nella trasformazione della base sociale, del suo immaginario collettivo e delle forme di riproduzione sociale, lo sviluppo turistico di una città, di una regione, di un territorio, di uno Stato si erige come progetto biopolitico. Io uso un termine qui foucauldiano che è molto più complesso di come ve lo sto presentando adesso, ma in fin dei conti ciò che voglio dire è che lo sviluppo turistico si fa politica, si fa regime politico, attraverso la vita delle persone che vi partecipano e ne sono coinvolte a livello locale. Progetto perché ha a che vedere con perché è il frutto dell'esercizio del potere economico, discorsivo e materiale di una serie di agenti promotori che operano a diverse scale, dal locale al globale. E biopolitico perché ha a che vedere con le pratiche con le quali la rete di poteri gestisce le discipline del corpo, le regolazioni delle popolazioni. È un'area di incontro tra potere e sfera della vita, un incontro che si realizza pienamente in un'epoca precisa, quella dell'esplosione del capitalismo estrattivista. Finché il bilancio tra inclusi ed esclusi è ragionevolmente equilibrato, come in qualsiasi progetto di sviluppo economico, questo progetto si può sostenere. Quando l'esclusione prende il sopravvento, questo progetto biopolitico si può e si deve contestare. Ma abbiamo bisogno di istituzioni che riconoscano che c'è un problema, che sul piano morale, sistemico, la resilienza della città, la possibilità di una sua conservazione, o incluso pratico, pragmatico, quindi la sopravvivenza futura dell'unica industria veneziana, quella del turismo, esige delle soluzioni. E proprio per essere il sistema di governanza il frutto di questo nuovo ordine sociale, non è detto che questi interessi emergano. È dunque giusto, al di là delle inerzie
delle trincee della politica locale, cercare di capire come la crescita turistica è diventata un fattore di trasformazione sociale che si può caratterizzare come progetto biopolitico e tirarne le somme per quanto riguarda la definizione delle alternative. Facciamo quindi un passo indietro e cerchiamo di capire che il problema di Venezia non è solo di Venezia, ma è dato in molte altre scale e contesti, seppure a intensità inferiori. Ma la sostanza non cambia e va analizzata in un quadro evolutivo. Il dibattito che avevamo a Barcellona nel 2010, quando cominciavano a manifestarsi i primi segni che il miracolo Barcellona stava andando in una direzione poco favorevole alla società locale, è lo stesso dibattito che abbiamo avuto a Venezia negli anni 80 fino agli anni 90. Che il turismo cresca nelle regioni europee si è sempre visto come un fatto eminentemente positivo. Generazione di lavoro e di attività economica, valorizzazione culturale e paesaggistica, e si è analizzato in termini settoriali, il turismo come industria e i turisti come entità umane, consumatori, separate dalle forze sociali che producono e trasformano lo spazio, o meri consumatori di questo spazio. Dagli anni 80 in poi, e scusate se vi pongo una timeline di queste differenti visioni sul turismo, dagli anni 80 in poi si comincia a elaborare sull'idea che la crescita turistica produce effetti per lo più negativi al di fuori della sfera economica settoriale. Si elaborano modelli di capacità di carico. Venezia da questo punto di vista è stato un grande laboratorio per la ricerca sull'idea di quanta gente può venire in una città prima che si comincino a produrre i danni di cui siamo pienamente coscienziati. L'evoluzione stessa del concetto di turismo sostenibile e finalmente negli anni 90 nuovi paradigmi concettuali e epistemologici che permettono di intendere il turismo e i suoi effetti come una pratica relazionale e la società, dunque i turisti come parte della società, come eminentemente mobile. Il turista diviene dunque parte delle forze vive che costruiscono socialmente i luoghi e l'industria turistica non è semplicemente un agente che facilita tutto ciò, ma un elemento basico del sistema di governanza del luogo, al di là della sua valenza settoriale e multiescalare. In base a tutto questo si sviluppano gli studi critici del turismo, ma è un dibattito quasi del tutto accademico. Solo nel decennio del 2010 e coincidendo con gli effetti della crisi finanziaria globale del 2007-2008, i suoi effetti posteriori in quanto a politiche che si sono messe in campo per rispondere alla crisi, questo dibattito è divenuto sociale e incluso la Unione Europea comincia in questo periodo ad abbandonare questa visione eminentemente settoriale del turismo e comincia a discutere di turismo nell'ambito delle politiche urbane, regionali, ambientali, di mobilità, di lavoro, ma questo dibattito a malapena arriva alla politica nazionale e locale. Mentre le classi urbane, medie e popolari in destinazioni sotto stress, sempre più numerose, si cominciano a rendere conto che la crescita turistica arriva a compromettere il loro benessere economico e fisico, questi nuovi schemi concettuali ci permettono di capire meglio che cosa fa l'overtourism, da dove proviene, come ci cambia come società e eventualmente come combatterlo. Una grande quantità di studi, rapporti tecnici e articoli nei mezzi di comunicazione hanno presentato i dati, le evidenze, ma tendono ad essere esempi molto contestualizzati, casi studio, e c'è bisogno di generalizzare, di trovare dei pattern generali. Nel 2020, con la pandemia, si fa quasi punto a capo. Il nuovo mantra dell'industria turistica è back to business as usual, più in fretta possibile. E questo è il nuovo imperativo che è egemonico in questo dibattito, il salvataggio dell'industria come unica questione politica. Ma chiaramente si è aperto uno spiraglio per parlare di transizioni, di cambi di modello, in un momento in cui il sistema globale di mobilità si è rotto e le destinazioni mostrano per la prima volta forse tutta la loro vulnerabilità. Proprio per questo si è riacceso il dibattito sulla resilienza, la capacità di un sistema urbano di resistere a una crisi. Il turismo come fenomeno biopolitico cambia la capacità di tornare di questo sistema. Non stiamo parlando solo dell'industria turistica, è il malinteso per cui la resilienza turistica è la capacità dell'industria turistica di rimettersi in piedi, ma stiamo parlando della resilienza dei luoghi, delle città come comunità.
Prima di tutto il turismo erode questa comunità, l'assottiglia, le toglie complessità e poi ne ridisegna le istituzioni di governo, che sono il riflesso di queste società trasformate. Ma insomma, di che cosa si lamentano i veneziani, i barcellonesi, i berlinesi? Che cosa è successo? Perché non sono contenti di condividere le loro città con milioni di altri e derivarne un beneficio economico? E soprattutto, chi parla in loro nome? Il progetto che sto coordinando, progetto Smartest, che io coordino, e saluto il fatto che siano rappresentati in questo foro un partner del nostro progetto in Holland University, che parlerà dopo di me, grazie a Guido e Ross, ma anche la città di Barcellona, che è uno dei casi studio in questo progetto, come Amsterdam. Questo progetto studia le forme di esclusione sociale alimentate dalla crescita turistica nelle zone urbane e cerca di identificare soluzioni o mitigazioni dal punto di vista della re-empowerment, come si dice empowerment in italiano? Appoderamento, ripresa di potere. Riconquista del potere dei cittadini e lavoratori, che generalmente sono quelli che ne soffrono le conseguenze. Che cosa cerchiamo? Alcune indicazioni sufficientemente generali e basate in dati, tanto statistici come qualitativi, raccolti tra le società locali, che a fronte di una crescita o intensificazione del turismo e delle mobilità relazionate, quindi anche la mobilità dei lavoratori, degli studenti, dei famosi migranti per stile di vita, la situazione delle comunità locali in quanto a benessere, inclusione, salute, eccetera, migliora o peggiora, e se no capire dove, perché, chi, in che contesti la gente sta peggio. Sulla base di un sistema di indicatori di mobilità e contrastandolo con una larga batteria di indicatori sociali, abbiamo disegnato una tipologia di regioni europee. In questa mappa avete molte regioni colorate in celeste, sono regioni in generale a bassa intensità turistica e bassa capacità di attrazione per flussi di turisti ma anche di lavoratori e migranti, che presentano in generale un basso livello di polarizzazione sociale. Rispetto alle altre due categorie, le regioni verdi, che sono regioni cresciute a ritmo basso e costante durante gli ultimi decenni in quanto a attrattività, e che presentano indicatori sociali sfavorevoli soprattutto per lavoratori poco specializzati, migranti da paesi non OECD, paesi poveri. E poi abbiamo le regioni rosse, cresciute rapidamente, soprattutto a radice del turismo internazionale, fino a raggiungere livelli di alta pressione nelle loro aree urbane, quindi non in tutta l'estensione del territorio, ma nelle aree urbane in cui ci concentriamo, che presentano indicatori sociali generalmente favorevoli per migranti e proprietari di case, indicatori sfavorevoli per settori sociali vulnerabili, lavoratori poco specializzati, anziani e donne. Un alto livello di polarizzazione sociale e di perdita di popolazione nelle aree urbane dove è maggiore l'intensità turistica. Tutte queste regioni rosse, perdonate la Romania del Nord che ci viene fuori come un outlier in questa mappa, ma tutte le regioni rosse, incluso il Veneto, presentano dei livelli di polarizzazione sociale molto elevati che possono essere direttamente ricondotti alla posizione dei lavoratori e dei residenti rispetto al mercato del lavoro e al mercato della casa. Queste sono tendenze generali, si può dire che bisogna capire bene che cosa succede a livello di destinazioni turistiche concrete per mettere in evidenza relazioni di causa ed effetto che si perdono in questa scala ampia tra i 1000 fattori complessi ed endogeni che possono intervenire tanto dal lato dell'attrattività regionale per flussi di mobilità turistiche e dal lato dei trend sociali. Però ci fornisce un quadro molto semplice e intuitivo del fatto che turismo e coesione sociale o disuguaglianze sociali si incontrano in zone concrete che contraddistinguiamo dal punto di vista del tipo e della dimensione della crescita turistica che hanno sperimentato. Nel nostro progetto andiamo un passo oltre, trattiamo 8 casi studio di destinazioni turistiche che sono quasi tutte in zone verdi o rosse, dove abbiamo sviluppato una ricerca a scala fina basata in metodi tanto quantitativi come qualitativi, etnografici,
per mettere in relazione forme specifiche di esclusione sociale con la crescita turistica e studiamo i regimi di politica di turismo, di politica urbana, i sistemi di governanza di cui queste politiche sono espressione in una dimensione evolutiva. Questa ricerca è in corso, ma possiamo già puntare alle questioni chiave che ne stanno emergendo e che hanno un valore abbastanza generale da poter coprire la casistica di città europee soggette a determinati processi di crescita turistica. Questioni chiave che, qua mi sono saltato un po' di cose, scusate, che hanno a che vedere soprattutto con l'esclusione sociale nell'ambito del lavoro e della casa, come è stato già ricordato nella relazione iniziale da Franco. Quindi la crescita turistica è generalmente accompagnata da un allargamento della breccia tra capitale e rendita da una parte e lavoro dall'altra. Il turismo funziona come una macchina di ridistribuzione di ricchezza. Nelle teorie tradizionali dello sviluppo turistico si intendeva questa come una ridistribuzione territorialmente e socialmente a favore dei più necessitati, lavoro per tutti. Ma queste erano teorie applicate eminentemente a regioni in via di sviluppo e soggette a forti disequilibri, in via di decolonizzazione, mentre le nuove evidenze che si applicano a destinazioni mature nei paesi sviluppati, in Europa, nelle zone urbane, soggette a fenomeni migratori complessi, vanno in tutt'altra direzione. La crescita turistica intensiva porta a un alto livello competitivo, che in generale avviene alle spese del lavoro e dei costi di produzione, aspetto che io ho studiato molti anni fa in un articolo, che è l'unico articolo per il quale probabilmente mi si conosce nell'accademia, che prevale inevitabilmente sopra modelli alternativi di competizione in qualità, quelli a cui vorremmo tendenzialmente arrivare grazie alla transizione di cui ci parlava Franco. Il capitale investito nel turismo è sempre più globale, sempre più decentrato, la forza lavoro è locale e migrante. Ciò vuol dire che anche a livello geografico multiscala si dà una fuoriuscita dei sistemi locali dei ritorni al capitale, al di là delle ulteriori considerazioni sulla struttura geografica dei sistemi turistici locali, quindi il famoso problema degli escursionisti e dell'allargamento dell'area prodotta dai benefici centrati su una destinazione turistica rispetto all'area che concentra i costi dello sviluppo turistico, che è chiaramente il caso di posti come Venezia. E questo significa che i benefici del turismo non ripercuotono sulle catene di valore e settori locali, ma producono costi, rent gaps, spiazzamenti rispetto alle comunità locali e in particolare alle classi lavoratrici. I lavoratori di base nel settore turistico sono lavoratori poveri, precari, informali e invisibilizzati, che hanno grandi problemi a vivere nel luogo in cui lavorano. Soprattutto per donne, giovani, migranti da paesi poveri, la precarietà lavorativa si traduce in precarizzazione della vita, instabilità residenziale, conciliazione, salute mentale, sicurezza. L'informalità crescente dei rapporti di lavoro nel settore turistico, grandemente aumentato dal lavoro di piattaforma, fa sì che questa precarietà si trasferisca anche ai sistemi di sicurezza sociale e di rappresentazione. Vorrei qui citare le parole di Miquel Puig, un economista catalano abbastanza influente, quando dice che questo modello di lavoro turistico precario e informale lo pagheremo noi con le nostre tasse nelle generazioni future. Abbiamo varie illustrazioni di quello che sto dicendo, adesso non c'è tempo di entrare nel dettaglio, ma per esempio quando parliamo del caso studio di Barcellona, di cui io sono direttamente responsabile, abbiamo potuto constatare, grazie al lavoro con gli informanti che sono membri delle comunità affettate su cui ci siamo concentrate, come la precarizzazione spinta del lavoro turistico dopo le riforme post-crisi del 2008, i contratti iperframmentati, l'esternalizzazione del lavoro, la crescita del lavoro invisibile nell'economia collaborativa, i percorsi di precarizzazione legati a migrazione, nuclei familiari e vicinanza al posto di lavoro. Questi lavoratori precari, temporali e sottopagati sono spinti ai margini in un mercato della casa inaccessibile, finendo per erodere le loro aspirazioni di mobilità sociale e sottraendo tempo alla conciliazione. Donne migranti in famiglie monoparentali, giovani poco formati, sovente accettano di peggiorare la loro condizione abitativa, esponendosi a processi di privazione materiale per rimanere vicini alle opportunità di lavoro.
E dal lavoro invisibile possiamo passare alla mancanza di protezione sociale. I lavoratori delle piattaforme, gli artisti di strada, i lavoratori cosiddetti indocumentati che non hanno accesso allo stato del benessere. E abbiamo anche delle illustrazioni del caso di Venezia. L'atrofizzazione del mercato del lavoro porta a scelte residenziali che vanno capite. La perdita di capitale umano, l'esodo da Venezia è sempre più legato a una incapacità di trovare ambizioni, di poter soddisfare ambizioni di rimanere a lavorare qui e a vivere qui. E in questo caso gli studenti universitari, di cui parlava molto bene Franco prima, sono quasi una ultima chance e allo stesso tempo un collettivo a rischio in questa lotta per recuperare l'esodo. E c'è tutta un'area di questo progetto che ho sviluppato insieme a Giacomo Salerno, che sta qui nella platea, sulla capacità di retenzione della città, su cui tornerò dopo per gli studenti universitari. Nell'ambito della casa, e ovviamente sono due dimensioni strettamente connesse che si autoalimentano, quella della casa e quella del lavoro, abbiamo constatato nel nostro studio un allargamento della breccia tra rendita urbana e potere acquisitivo dei cittadini e lavoratori. La turistificazione della casa, passata da bene residenziale che fa cittadinanza a bene speculativo che fa turismo, ha fatto sì che gli impatti negativi del turismo sulla vita, sulla possibilità di riproduzione sociale, sulla stabilità residenziale dei cittadini sono molto più diretti ed immediati di come si studiavano 20 anni fa. La polarizzazione crescente tra proprietari ed affittuari e tra i primi, tra i proprietari, tra piccoli proprietari e grandi investitori è sempre più evidente. Di fatto uno dei grossi risultati del nostro progetto è mettere in evidenza la proprietà della casa come il fattore più importante di polarizzazione sociale che ha preso piede in questo ambito, nell'ambito della crescita dell'overtourism in Europa. I centri urbani si svuotano di residenti, di votanti e si riempiono di popolazioni transitorie, turisti e popolazioni mobili di alto capitale cognitivo. Vorrei qui citare un lavoro di Filippo Celata dell'Università La Sapienza di Roma che analizza le 10 principali città italiane i cui centri storici dall'arrivo di Airbnb o piattaforme simili hanno tutte perso dal 10 al 15% della popolazione residente, ma questo è quello che stiamo studiando noi, non solo hanno perso popolazione, ma la popolazione residente è cambiata in forma drammatica e chi vive in questi centri storici oggi è una popolazione ben diversa da quella che viveva lì 20 anni fa, che esprime delle scelte politiche molto diverse, che ha una capacità molto diversa di fare capitale sociale o non ne ha, perché stiamo parlando di popolazioni che stanno poco, che si fermano poco in queste città. Quindi questa negoziazione sulla casa è basata sul potere materiale e sul capitale cognitivo e non solo sulla capacità economica. Nel progetto in cui abbiamo collaborato con Giacomo abbiamo caratterizzato questo processo come emergenza della Short Term City, che è il titolo del progetto di Giacomo alla Sapienza, una città di breve termine, un processo evolutivo che porta in sé i semi della sua governabilità. Anche in questo caso abbiamo ampie illustrazioni del caso di Venezia che suppongo che verranno anche evocate oggi nel nostro dibattito, grazie soprattutto al lavoro fantastico di Ocio dell'Osservatorio sulla casa di Venezia. Abbiamo anche illustrazioni del caso di Barcellona che hanno a che vedere con l'impatto della crescita di Airbnb sui prezzi delle case, sui mercati delle case e sulle condizioni abitative dei residenti, la vita quotidiana del residente che è costretto a condividere spazi di vita con una popolazione che non conosce, con cui si perdono i vincoli di familiarità, che organizza la propria vita in base a ritmi diari e a pratiche che non sono compatibili con le esigenze di lavoratori che devono andare a dormire presto la sera e avere una vita di prossimità con i loro vicini. E l'instabilità residenziale e la perdita di constituency, questa è una questione molto importante. Chi resta a vivere nelle città soggette all'overtourism?
Io vorrei nel futuro affrontare questa questione come area di ricerca pensando in città come Venezia, dove la base sociale del centro storico di votanti si assottiglia fino al punto in cui non è più capace di esprimere delle scelte chiare, strategiche sul futuro della città. E un'altra città che abbiamo studiato in questo progetto, che partecipa, è la città di Lisbona, dove per esempio in un quartiere specifico, il quartiere di Misericordia, il Bairro Alto di Lisbona, parliamo di cambio commerciale dei quartieri, di costruzione di enclave ad uso e consumo esclusivo delle popolazioni mobili, mentre i residenti originari soffrono una perdita di familiarità e di reti di appoggio sociale, che sono una delle funzioni che il sistema commerciale tradizionale quotidiano compie rispetto alle comunità. E vari altri temi che tocchiamo, il tema dello spazio pubblico, che ovviamente a Venezia è molto importante, quindi degli impatti dell'occupazione dello spazio sulle mobilità quotidiane dei residenti, anche a Barcellona, trasporti pubblici, servizi di interesse generale, il tema dell'ambiente, la gentrificazione verde che segue da processi di rigenerazione di zone in funzione di capacità di attrazione turistica e di popolazioni ad alto potere acquisitivo, che sta producendo una segregazione importante nello spazio per classi sociali. Questioni che hanno a che vedere con l'imprenditoria, quindi l'esclusione dei piccoli imprenditori a favore del potere delle grandi marche, e questioni che hanno a che vedere con la cultura e le rappresentazioni identitarie, una questione non minore che ha a che vedere con l'invisibilizzazione della dissidenza e l'erosione delle specificità locali. Bene, per entrare nella fase conclusiva della mia presentazione vorrei parlare delle sfide post-Covid, no? di che cosa si sta parlando oggigiorno. Si è parlato, già nel 2020 si parlava della pandemia come un'opportunità unica nella sua dimensione drammatica, ma di un'opportunità unica di reset, di ripensamento dei modelli turistici precedenti al Covid, la fase dell'overtourism di cui tutti parlavamo, o un passo indietro verso l'imperativo della crescita. L'opportunità stava nell'allineamento inedito tra un imperativo globale, quello della lotta al cambio climatico, su cui quasi tutti i decision maker sono almeno a parole d'accordo, e quello locale, dove c'è molto meno accordo, molto più contestato, molto più disperso, di regolare la crescita turistica o addirittura abbracciare il paradigma della decrescita a favore delle comunità locali e in nome della mitigazione delle forme di esclusione sociale che vi prendono piede. La scusa è la caduta dell'attività turistica, che obbliga l'ecosistema turistico a un bagno di realtà, in quanto a ecologia settoriale. Le imprese devono fare meglio con meno, ma questa finestra di opportunità si è ormai quasi chiusa e il panorama post-pandemia non è affatto quello che ci si augurava solo un anno e mezzo fa. Per quanto riguarda gli attori politici, da un lato abbiamo la Unione Europea, molto preoccupata della transizione energetica, che forma alleanze con governi locali per processi di adattamento, e da un altro la industria turistica, i governi nazionali e regionali a caccia di fondi per la ripartenza delle economie turistiche. La Unione Europea ha i soldi, ha qualche idea, i governi locali, alcuni a Barcellona potrebbe essere uno di essi, insieme alle entità locali costruiscono alternative, ma di mezzo ci sono i governi nazionali e regionali che continuano ad avere un grandissimo potere di agenda setting, di formulare l'agenda, spesso distorto verso gli interessi della grande industria. Alcuni esempi dalla Spagna: il fatto che, avendo un governo di sinistra al potere, sia quasi sparita la preoccupazione per l'overtourism durante questa fase della ripartenza, e vi è stato un dibattito che io definisco grottesco quest'anno sulla pretesa espansione dell'aeroporto di Barcellona, del terzo terminal dell'aeroporto di Barcellona. Si esce dalla crisi creando più opportunità economiche grazie all'espansione dell'aeroporto, in un momento in cui tutti dovremmo essere preoccupati del fatto che invece che aumentare le mobilità internazionali bisognerebbe cercare di diminuirle. Però la stessa Unione Europea ondeggia, e Franco giustamente mi ha mandato 2 giorni fa
un nuovo informe della direzione Grow, quella direzione della crescita turistica, dove si parla dell'economia collaborativa nell'ospitalità turistica, di una grande opportunità di ripartenza delle economie locali, senza fare assolutamente menzione a quello che l'Unione Europea 2 anni fa, 3 anni fa, in un informe aveva cominciato a esaminare come un grande problema sociale. E finalmente sulle società locali e il sistema mondo, in questa battaglia discorsiva le entità cittadine si uniscono in reti globali, ne abbiamo vari esempi, ma la società locale post pandemia delle località turistiche è stata impoverita e dipendente e decimata dopo 2 anni di pandemia. La classe lavoratrice è stata impoverita e dovrà negoziare la propria posizione nella città turistica da una posizione di maggior debolezza, ma anche di maggior necessità e dipendenza per quanto riguarda le relazioni di lavoro. È difficile far emergere posizioni politicamente solide e condivise sulla decrescita turistica in questo contesto. Il sistema mondo delle mobilità globali si rimetterà in piedi velocemente e con esso la macchina globale di fissazione del capitale e estrazione della rendita urbana. Le società locali sono in una situazione molto difficile. Finisco tornando a Venezia, alle città di patrimonio e i loro centri storici urbani, che sono nell'occhio del ciclone, lo erano prima del Covid e lo saranno quando la pandemia e i suoi effetti saranno completamente superati. Sono iper specializzate, iper dipendenti del turismo, ma anche quelle dove per la loro dimensione e capacità di attrazione il turismo produce gli effetti sociali più accentuati. Stiamo parlando di zone urbane in Italia e altrove, dove possiamo avere in certe zone di censimento un rapporto 1 a 1 e crescente, molto superiore a questo, come ha messo in luce la ricerca di Occio, tra offerta turistica e residenza per una popolazione stabile, e dove i prezzi d'affitto e di vendita hanno continuato a crescere in preda a bolle speculative anche durante lo stop pandemico del turismo, dove i lavoratori del settore turistico ormai non hanno quasi più aspirazione di poter vivere nelle stesse città dove lavorano, dove lo spazio pubblico si è andato riconfigurando verso le abitudini di consumo dei visitatori piuttosto che quelle dei residenti, dove le comunità locali non sono più in grado, per perdita di massa critica, per dipendenza, per mancanza di coesione, di esprimere opzioni politiche chiare per una difesa del diritto alla città, della casa e dell'ambiente, dove mancano ormai in forma critica gli spazi di riproduzione sociale e produzione culturale che rendono queste stesse città attraenti al di là del paesaggio prettamente monumentale, che sono vulnerabili più di ogni altra classe di luogo alle fluttuazioni imprevedibili del sistema mondiale di mobilità, sia in fasi di espansione che in fase come quella attuale di crisi. In sostanza, che non sono luoghi resilienti, se vogliamo dare alla resilienza una connotazione normativa vinculata all'inclusione e alla giustizia sociale. Come riconquistare questi spazi urbani a fronte di una crescita turistica che sembra essere il destino ineluttabile? Purtroppo le opzioni sono poche. Nessuno vuole fare la guerra al turista, al di là di posizionamenti discorsivi a cui è stato dato ampio risalto dai mezzi di comunicazione e che sono comunque serviti a far emergere e visibilizzare un certo malessere delle popolazioni residenti. Ma bisogna essere chiari a tutti i livelli, dalla politica europea, da come la Unione Europea sta distribuendo i fondi per la recovery, ai governi nazionali e regionali che devono adattare le loro leggi su casa e lavoro, alle città che devono adattare queste normative al proprio contesto, che va fatto un passo avanti rispetto a considerare pienamente il turismo come una forza di trasformazione delle città e delle comunità locali in senso biopolitico e agire di conseguenza sul piano della difesa dei diritti, o meglio del miglioramento dei diritti dei cittadini in quanto residenti e lavoratori. Non perché i residenti, che sono comunque un corpo sociale liquido e molto eterogeneo, abbiano un diritto immanente a rimanere tali, ma perché al di fuori di questo schema d'azione non c'è futuro per le città, per i centri urbani che siano socialmente vivi, democratici e resilienti alle 1000 prossime crisi che ci aspettano. Per Venezia questo significa soprattutto politiche per la casa, però allo stesso tempo un progetto per ricostruire la residenzialità su una visione strategica del centro storico di Venezia come un centro storico che si de-specializza dalla sua vocazione intrinsecamente turistica. E qui vorrei tornare brevemente alla questione degli studenti universitari. Ci sono state molte iniziative
recentemente per rimettere questa questione in piedi. Nella ricerca che ho sviluppato con Giacomo all'interno del progetto Smart Est abbiamo messo in luce come chissà i fattori che potevano far decidere agli studenti che finivano l'università a Venezia 20-25 anni fa di rimanere o di andarsene, di restare veneziani o no, sono molto eterogenei e hanno comunque a che vedere con le prospettive lavorative. Oggigiorno per chi finisce l'università il fattore discriminante è quello della casa, perché la turismificazione della casa ha inciso direttamente sul mercato degli affitti per gli studenti, e non stiamo pensando agli studenti che stanno facendo la loro esperienza di studenti fuori sede, stiamo pensando esplicitamente alle decisioni che prendono quando finiscono. Tutti vorrebbero rimanere a Venezia, sono molto pochi quelli che possono permettere di farlo, quindi politiche per la residenzialità di questa fascia di popolazione formata che finisce gli studi e che va nel mercato del lavoro potrebbe avere, se avesse successo, anche una funzione fondamentale dal punto di vista di avere in questa città la forza di lavoro qualificata che potrebbe essere sinergica allo sviluppo di settori alternativi. E mi fermo qui. Un ringraziamento a Paolo perché ha fatto un quadro estremamente approfondito e articolato delle relazioni che si instaurano tra la vicenda turistica e le società locali che ne sono coinvolte. Ci ritroviamo perfettamente in questo quadro e nello sfondo europeo in cui questo quadro si colloca. Adesso la parola andrà a Guido Stompf, che si sta collegando con noi da Amsterdam, è docente universitario alla In Holland University e adesso le sue slide verranno presentate da lui in lingua inglese e tradotte da Anna Rosa che ci sta assistendo. Hello? Hello. Hello, Hi, good morning Guido. Welcome. Good morning everyone. Hi. Is it possible for me to share my screen from yes, Yes. This is limited. That's great. That's great. Thanks. Yeah, now, does it work? Yeah, okay. Yes, I'm here. I won't start with questions, don't worry. Can I... Is it totally clear, everyone, what I'm saying right now? And Anna, you will translate me every now and then, I understand? Yeah, okay. Yes, okay. And we do it like this. I will present, Rose will present the part, and per slide, I let you do the translation. Is that okay? Okay, yeah. All right. Okay, and what we're going to talk about a bit is the Amsterdam approach in tourism policy making that we are studying as part of the Smart Desk project. And to start, I'm going to show a little bit the situation pre-COVID of Amsterdam, because it's different than Barcelona and it's different than Venice. And what you see here is a timeline of the number of visitors staying in hotels, overnight stays, and people who are staying in Airbnb at the right side since 2017. Now, what we see is that, as everywhere in the other cities as well, we have an ever-growing number of visitors. And just before COVID, we hit our top in 2019 with 23.1 million overnight stays. Who are staying in Amsterdam, mostly Dutch, English, German, or American visitors, but actually they come from everywhere. We don't have a peak season. They visit Amsterdam year-round. It doesn't matter whether it's summer or Christmas, whatever, and they stay on an average around 2 nights, just to give you a bit feel of what we're talking about. Okay, yeah, I will translate. Quindi, Yes. Thank you. So, adesso presenterà il caso Amsterdam e la situazione in Amsterdam. È partito dal descrivere un po' a livello anche statistico con numeri e dati la situazione, che è diversa da quella di Venezia o di Barcellona. E quello che è chiaro è il numero crescente di turisti prima della pandemia, dello scoppio della pandemia,
diciamo che i numeri raggiunti sono quelli di 23,1 milioni di persone, di turisti, e la maggior parte di essi sono olandesi, inglesi, tedeschi o americani. Quello che il professore tiene a specificare è il fatto che non vengono raggiunti dei picchi in termini appunto di dati, di numeri, che sia Pasqua, che sia estate, il numero è crescente e la maggior parte dei turisti sta circa 2 notti in media. Ok? Thank you, Anna. Yeah. Okay. Next, exactly. Thank you. Yes, we need to find a way to do this nice. What we see in Amsterdam is that there's, above all, a part of Amsterdam, the city center, where there is pressure, where people experience problems. And it can be best shown by means of few numbers. If we take a look at the per 1,000 residents who live in the center of Amsterdam, we have, at the end of 2019, beginning of 2020, 365 hotel beds. We had 69 unique Airbnb listings. We had 26 hotels, restaurants, cafe kind of businesses. We had 21 shops, most of them mainly catering to tourists. So per 1,000 residents, it's a massive load of hotels, bars, restaurants and shops. Ok, come è chiaro è la pressione a livello turistico nel centro città. All'incirca per 1.000 residenti i dati quali sono? 356 alberghi, 69 Airbnb e 26 stabilimenti, sia hotel, ristoranti e bar, e 21 negozi. E quindi il numero è molto impressionante. Questo. Thanks, Anna. Yeah. If we take a look at the policies of the city of Amsterdam, what we see is that through the time they changed. In 1998, before 2000, growth was the big story that we needed. And they made plans for having more tourism coming to Amsterdam. It would be good for economy. In 2004, after a crisis, we even had the I Amsterdam campaign, which became a massive success, city marketing to attract more visitors. And even in 2007, we were still looking for growth as a way to deal with organized crime, that we could get organized crime out of the city center of Amsterdam, and instead we welcomed tourism functions. So in those years, tourism was welcomed as a driver for economic growth. And by 2014, things started to change, also in policies. So in 2015, the city government came with the City in Balance program to rebalance living, working, and tourism. And that didn't work enough. So in 2018, the policies changed again, and it's now more like a no unless hotel policy, and they try to roll back Airbnb and more of these kind of regulations. So nowadays, the policies has completely changed. Ok, quindi partiamo un po' dal 1998, e quando il turismo, il settore turistico è stato veramente importante come inizio di questa continua crescita, anche come forza economica. Nel 2004 è stata introdotta una campagna di I Am Amsterdam, col fine di in qualche modo sviluppare il settore turistico, e poi nel 2008 un progetto 1012 collegato in ambito della criminalità organizzata, quindi in qualche modo col fine di organizzare le diverse funzioni del turismo e controllarle soprattutto. Poi successivamente nel 2015 venne introdotto un programma per in qualche modo trovare un equilibrio tra il turismo, il settore dei lavoratori, così pure le persone che vivono ad Amsterdam, però questo non era abbastanza. Quindi nel 2018 si è cercato di introdurre ulteriori politiche, anche legate ad esempio agli Airbnb,
in modo tale da in qualche modo gestire il settore turistico in miglior modo. Ecco. Thanks. What we have in Amsterdam is what we name a paradox, because the city center is totally different than the rest of Amsterdam in a way, in atmosphere, due to the overcrowding. There are so many day visitors, there are so many hotels, there are so many bars and restaurants. And next to the visitors, which I just showed, there are as well many day visitors who don't stay for a night, for instance, to visit one of the festivals. It's named a theme park by many, it's avoided by locals, and it's best shown by means of this personal nuisance index, which is about littering or feeling unsafe a bit, or other kinds of things, which is measured in Amsterdam. And what you see, that's on the right side, if you take a look at the graph, that in the center of Amsterdam, there is a much more experience of nuisances of the residents than in any other part of Amsterdam, even in the parts that would be named poor or whatever in other cities. Yeah, maybe you should translate this first. Ok, in questa slide appunto, come dice il titolo, è un po' questa situazione paradossale. In primo luogo il centro città è completamente differente dalle altre parti di Amsterdam, in quanto è veramente sovraffollato, quindi tanti turisti, anche turisti giornalieri, che raggiungono Amsterdam, visitano Amsterdam anche per magari diversi festival organizzati dalla città. È spesso chiamato il centro città una sorta come un parco tematico, no? Che è evitato però dai locali. E un indice molto rilevante è quello un po' del disturbo della quiete pubblica, ad esempio legato anche a sentirsi protetti oppure no, che è un indice molto rilevante. Now, what is the paradox that we're talking about? That despite this tourism pressure, despite this overcrowding, people aren't leaving. They stay, and actually they like living there still in the center of Amsterdam. What I show you right now is an index where we measure the satisfaction of people living in a neighborhood and living in a house. And actually in the same area, the center, what we were just showing, that many people have personal nuisances or don't feel at home anymore, or say things like that. The people, the residents themselves, still like it. And have no intention to leave. That's the paradox of Amsterdam. Ok. Però qual è il paradosso? Che nonostante la pressione turistica i residenti non lasciano Amsterdam. E anche l'indice insomma, di soddisfazione legato al settore abitativo rimane molto alto, e quindi di nuovo la maggior parte delle persone non ha intenzione di lasciare il centro città. Now there could be, okay, did you finish or not, Anna? I have no. Yeah, it's good. Yeah, it's okay. Okay, I wasn't sure this time. No, I wasn't no. sure. There are some possible explanations, and this is all pre-COVID. And there are a couple of reasons that may explain this paradox. One of the things is the mixed composition of housing stock in Amsterdam. So in Amsterdam, there is a fair share of houses that are bought who have an owner, but there is a fair share of rental, and there is a fair share of social rent as well. And even though it's different in different parts of Amsterdam, you see on the figure on the right side that it's actually quite, balanced throughout Amsterdam. Another reason that may explain it is the mix of functions. Even though the center is overcrowded, it's not just tourism. There is also business, there is also leisure, there is also people who live there. And the last possible explanation to explain the paradox a little bit is that the economy of Amsterdam is not dependent on tourism. We have many more kinds of economical sectors which are thriving as well. For instance, the cultural sector, creative businesses, or the financial sector. Ok, e tra le diverse spiegazioni per questo paradosso possiamo trovare il fatto che Amsterdam è caratterizzata da una diversa tipologia di alloggi, una diversa composizione, possiamo dire privati, sociali,
e allo stesso tempo dobbiamo tener conto delle diverse funzioni di chi ci abita, quindi non solo per turismo ma anche per divertimento, per viverci, ma anche in termini lavorativi. E altro fattore quindi è questa economia diversificata, ovvero che Amsterdam non dipende esclusivamente dal settore turistico ma da più settori, e quindi questo potrebbe essere una spiegazione. Yes. Thank you, Anna. Now, then there was COVID, and everything that we expected didn't happen in a way, because, of course, there was a visitor meltdown in Amsterdam, like in other big cities, touristic urban cities as well. We had a complete visitor meltdown. We had prolonged periods where hotels, restaurants, and bars had to close down. The event sector is still trying to recover from it. We have the first events this month, but even though it was not an economic disaster in Amsterdam, we had extensive governmental support, and the number of bankruptcies, for instance, is at this historic low in the Netherlands, which is quite opposite to what you would expect. And if you take a look at hotels, restaurants and bars in the tourism sector, the biggest issue that they are facing today is the problem with filling vacancies, because we sent those people home, who are working in hotels and restaurants. They found other jobs and they're not coming back. Ok, e quindi con lo scoppio della pandemia diversi impatti negativi sono accaduti in qualche modo, in particolare il crollo dei visitatori, quindi hotel, ristoranti, bar, gli eventi, no? Sono stati obbligati a chiudere per mesi, e nonostante questo c'è stato anche questo ampio supporto da parte del governo, però nonostante tutto è stato comunque si parla anche di crisi economica, quindi si è raggiunto anche un basso storico. E un altro problema è che dopo i diversi lockdown, chiusure, si è presentato il problema per quanto riguarda l'occupazione dei posti lavorativi, quindi chi lavorava è rimasto a casa e si è trovato poi magari a dover scegliere altri tipi di lavori, e questo è uno dei problemi, delle conseguenze negative. Yes? But there is another issue that popped up, and I'm pretty sure, if I read the newspapers right, that in Venice we have seen something very similar. Residents became aware of a life without the crowds. As the Washington Post wrote quite nicely, the pandemic relieved the city of overtourism. It unveiled Amsterdam as another kind of city. So people, on the right side you see a photo, and we translated it. This is what people write down with graffiti. Isn't it beautiful, right, without all those tourists? People suddenly realized, understood how Amsterdam is without the herds, the crowds. And there came a petition, for instance. Amsterdam has a choice to cap visitors at manageable levels, whatever that may be. And it was signed 30,000 times, which is really a lot. So the city municipality had to deal with it. There were other petitions like Stop Drugs Tourism. And there are activist groups in the Netherlands like Stop the Craziness, who were quite small kind of groups, who suddenly received even international attention. They were on CNN, for instance. So suddenly people became aware how Amsterdam would be without 20.3 million of visitors. Ok, quindi i residenti però con la pandemia sono in qualche modo diventati più consapevoli di una vita senza masse, senza troppa gente. Quindi in qualche modo si può parlare della pandemia che ha risollevato la città dal turismo di massa, e questo lo dimostra il fatto che, ad esempio, una petizione Amsterdam has a choice, ha un'opportunità di raggiungere il numero di visitatori in qualche modo ai livelli del 2014. Questa petizione è stata firmata da circa 30.000 volte, e un'altra petizione, Stop Drugs Tourism, è stata firmata 1.200 volte, e anche gruppi attivisti, Stop the Craziness, Stop la pazzia, insomma, questi gruppi attivisti hanno ricevuto
un'attenzione non solo nazionale ma internazionale. Quindi ancora una volta questo dimostra che ha avuto il Covid un impatto anche a livello sociale. And that had impact, all this attention and stuff like that. So there were considerable policy changes on tourism during the pandemic. And actually, the funny thing is, it were older plans which didn't stand a chance before, but suddenly they could be affected. And for instance, in June 21, 6 months ago, or no, it's 8 months ago already, there was this regulation from the city council to cap visitors somewhere in between the 14 and 20 million as a response to this Amsterdam Has a Choice petition. There has been extensive regulations on Airbnb and it's fought in court, but they are sticking to it. They try to roll back Airbnb and they're quite successful in it. And there are even plans to relocate the red light district or to have no drugs for tourists, but these kind of things are still in between plans and effectuating it. Okay. Quindi altri impatti a livello politico, di politiche più che altro, cambiamenti che hanno in qualche modo impattato non solo i piani, i progetti esistenti, ma anche quelli precedenti, come ad esempio il regolamento, la direttiva di giugno 2021, che si posta come obiettivo quello di fissare un numero di turisti intorno ai 14-20 milioni e in più altre direttive in qualche modo esaustive, anche efficaci riguardo agli affitti di Airbnb e allo stesso tempo riguardanti i piani di in qualche modo rielocazione dei distretti e quartieri a luce rosse e piani riguardanti le questioni delle droghe leggere. Thanks, Anna. Now we like to move on. So this is the context I showed of Amsterdam, where we are right now with COVID. And I'd like to give the word right now to Roos. She will talk about something quite typical of Amsterdam, what she labeled the Amsterdam approach. Is that okay, Roos? Yes, sir. Yeah. Yes, so buongiorno. Okay. Oh, sorry. Yeah, so yeah, it's okay. Next slide. We're going to talk about reframing tourism. And during our research, we did a discourse analysis, and we saw 3 main dominant discourses. And first of all, it's okay, the economic growth. Tourism is a good thing. We need it. It helps us to grow. So that's one dominant discourse. And when you look at the picture on the lower side, there's this framing of calling it a tourism tsunami. It feels like it's overwhelming us, and there's enormous amount of visitors coming to Amsterdam, and people sometimes say, I don't belong anymore to the city, I don't feel at home. But on the right side, we have this pillar which is very close to the Amsterdam identity, the liberal culture, and we call it tolerance in many different perspectives. So either on drugs or either on LGBT, but also towards tourism. This is a strong voice that is saying the city is for everybody, also for tourists. Ok, adesso proseguirà la professoressa Ross, che nella sua ricerca ha un po' identificato 3 concetti chiave, in particolare il primo collegato a una crescita economica, quindi il turismo visto come comunque un fattore molto determinante a livello economico e che va di pari passo a questa domanda maggiore di lavori anche poco specializzati. Allo stesso tempo si è parlato anche di turismo, tourist tsunami, l'idea di
queste masse di turismo, di turisti difficilmente in qualche modo controllabili e che portano a che questo non sentirsi a casa nella propria città. Altro fattore chiave dominante è legato all'idea della tolleranza, questa che appartiene un po' all'identità culturale e identitaria di Amsterdam quindi che in qualche modo è collegata alle questioni legate di nuovo alle droghe leggere, oppure all'idea che la città di Amsterdam è aperta a tutti, non solo ai turisti, quindi anche considerata capitale mondiale degli omosessuali, quindi questa idea di apertura. Yes. Perfect. So already it was born before COVID, but it's growing during and after COVID. You see a fourth new way of reframing and thinking about tourism. And we call it the reinvent discourse. And it's, we think, a typical Dutch product. And before I go to the next slide, Anna, I forgot to mention something in the economic discourse, that very often policymakers think this is typically a domain for people with a low education job. However, in Amsterdam, it turned out that a lot of high educated people, for instance, Dutch and foreign students, are having these jobs. So it is a mistake to think that tourism is a typical and only sector for low educated people in Amsterdam. It's different in the rest of the country. Ok, quindi un quarto concetto, in qualche modo discorso molto promettente che si adatta alla cultura olandese, è quello di reinventare il turismo. Però la professoressa Ross ci teneva a specificare che legato alla crescita economica diciamo che c'è la tendenza di collegare il turismo a questo avere lavori in qualche modo poco qualificati. Però non è il caso della situazione, cioè, di Amsterdam, dove in realtà questi posti di lavoro sono occupati da gente più qualificata, un livello elevato di educazione e quindi c'è questa, insomma, anomalia. Sì, esatto, sì, anomalia, ecco. Next. So we want to explain you a bit about this typical Dutch cultural background. As the first professor was mentioning about Venice and the fight against the water, we have the same with our whole country. As you know, half of the Netherlands will be below the sea level. So from many, many centuries ago, we had to work together, collaborate together. And this is still typically for our Dutch way of a pragmatic, participatory approach. So we tend to recognize the pluriformity and different perspectives and different interests. And then we try to go to consensus decision making. We try to be pragmatic in this way, although we do realize we have these different discourses and different perspectives. So this photograph is on the right side, you see our major. This is Mrs. Halsema, and she asked the man next to her, he's a professor, please, can you come up with a new vision of Amsterdam as a tourism destination? And what he did, he chose a typically Dutch approach, that he organized tens of different participation tables, and hundreds of different people joined these kind of sessions. Ok.
Però partendo dallo scenario culturale olandese, diciamo che è caratterizzato da questo approccio partecipativo, allo stesso tempo pragmatico, in quanto è importantissimo riconoscere la pluralità delle diverse prospettive e interessi, questo obiettivo di raggiungere un consenso a livello decisionale. Di nuovo questa cooperazione in qualche modo pragmatica nonostante le differenze e con l'obiettivo anche di arrivare ad un equilibrio di interessi piuttosto che attenersi agli ideali. Sulla destra infatti nella foto è presente il sindaco accompagnato da una professoressa e il sindaco avrebbe chiesto appunto alla professoressa cioè quale fosse una visione innovativa del turismo e quindi ancora viene sottolineato questo approccio pragmatico e sono stati invitati, presi in considerazione tantissimi centinaia di persone e sono state anche organizzate proprio conferenze e incontri per confrontarsi. Yeah. So we will show you some examples of this reinventing or even regenerative tourism. On the right side you see a photo of Elena Simonis. She's one of the partners we work with. And together with her colleagues, she created this book, The Untourist Guide to Amsterdam. And we want to mention a few typical things that are characterizing this new way of looking at tourism. So first of all, we want to welcome everybody. Remember the tolerance discourse. So not only cultural tourists, but everybody. The second thing is that we see tourism as a solution, as a strategy for change, and not only as a problem. We have to reframe the feeling of tourism tsunami into how can we use it in a positive way. We also realize that we have to work on multi-value creation, not only economic discourse, also the environmental and the social aspects. So sustainability in every aspect. Last thing is that it has to be resilient to change. We see now with the war, we have seen now with the pandemic, that we have to build up resilient ways of collaborating in this. Ok, nella foto che vedete sulla vostra destra è una ragazza che ha collaborato con la professoressa nella ricerca e hanno pubblicato questo libro, The Untourist Guide to Amsterdam, per in qualche modo introdurre questo nuovo modo di vedere il turismo e quali sono le diverse iniziative dal 2017 legate allo sviluppo un po' dei concetti turistici. Innanzitutto questo accogliere tutti piuttosto che solo il turista che visita Amsterdam per motivi magari anche solo culturali. Vedere il turismo come una soluzione piuttosto che un problema e in qualche modo riconfigurare un po' questo sentimento del tourist tsunami, del turismo di massa in qualche modo e collaborare e vedere che il turismo porta a questa creazione di più valori non solo in termini economici, essere sostenibili in ogni aspetto e non solo al cambiamento e quindi essere in qualche modo resilienti piuttosto che ottimizzare questo turismo di massa. Also, with this, fighting of the Dutch with the water and the sea, I don't know if you translated that earlier on, we have this analog with the water, we call it the tourism tsunami. We realize we have to work together, so residents, entrepreneurs, policymakers, visitors, and embedded local communities. Okay, yeah. No, go on.
It's okay, you can Yeah. translate. Ah, ok. Diciamo che questo anche turismo, cioè tsunami del turismo, è legato anche al fatto che hanno in qualche modo la città anche problemi a livello di anche can you repeat please just like the tourist tsunami, the concept? When I was mentioning the typical Dutch cultural background, Okay, yeah. is that we had to fight for centuries against the water Okay. together. Ok. Like Venice. Like with Venice, sea. esatto, ok. Thank you. Solo per essere sicuri, insomma, che a livello culturale, anche territoriale, possiamo dire, della città di Amsterdam, come Venezia, ha dovuto affrontare problemi dell'acqua, quindi a livello anche naturalistico. Quindi anche per questo si parla di tsunami, in quel senso, a livello turistico. In qualche modo l'obiettivo per affrontare questa situazione è quel collaborare, cioè puntare sulla collaborazione, e quindi c'è questo anche legame con Venezia. Scusate. Next slide. Thank you. So for this part, this is the last slide. This is not only small entrepreneurs and creative people. This is also taken now by the biggest organization we have in Amsterdam. It's called Amsterdam and Partners. And they are connecting 800 different organizations and profit and non-profits, residents and businesses. So it's really combining a lot of different stakeholders. And our mayor again, Ms. Halsma, asks, can you please come with a new vision on the visitor economy? And strikingly, look at the title. They don't call it report. They don't call it advisory report. They call it a redesign. It means that we are thinking with different methods. And it means that we want to do it in a collaborative way. In Amsterdam, we changed our focus and we really say we go for better instead of more. We put the local community first and welcome to visitors. And when we think about this tolerance, freedom discourse, we say, okay, freedom, we think it's very, very important, but it comes with a certain responsibility. Next, I'll wait. Ok, quindi si arriva a questa, l'obiettivo di sviluppare un'economia turistica sostenibile. Ci sono stati diversi anche progetti come quello che vedete in foto e il nome redesigning va comunque a sottolineare il fatto di pensare a nuovi metodi, a nuovi tipi di approccio, soprattutto attraverso un modo collaborativo, e quindi includere la comunità, i locali per prima cosa, e certo accogliere i turisti, però allo stesso tempo è importante l'idea della libertà che va di pari passo a quella della responsabilità, quindi arrivare a un cambiamento in modo, cioè un cambiamento migliore e attraverso quindi questo approccio collaborativo. Okay, so finally, you can find this report online. It's written in English and in Dutch, of course, and it has 7 different pillars. I think time-wise, we better go to the next slide. Ok. No, è solo che potete trovare anche online la conferenza e diversi punti, anche in inglese, della professoressa, e qua vengono esposti i 7 punti, concetti fondamentali. Ma andiamo avanti, ecco. Thank you, Rose. I take over. Sì, yeah. Adesso ci sarà il professore Guido. Yes, I go back to the last part because
this participative policy making. It sounds may sound great. We did some research on it, and what we did is that we wanted to know, in relation to policy development, we did interviews with 35 stakeholders in these who have influence in tourism in Amsterdam. In the municipality, we have social planners, entrepreneurs, Airbnb, lobbyists, resident organizations, activists, artists, all kinds of people, experts from universities, and we had these interviews with them. And what we asked them is to map their view on who is at the table when it comes to policy making. So who has an active contribution, or who is influential but is not directly making these policies, but is lobbying, for instance, and on the outer ring, who is not involved in these kind of policy making, but actually should be. And we asked this to these stakeholders. Ok, e adesso arriviamo alla parte un po' legata alle politiche, legate allo sviluppo, insomma, del turismo. In questa ricerca sono stati intervistati circa 35 attori principali, quali il comune, i pianificatori sociali, imprenditori, Airbnb per esempio, lobbisti, organizzazioni locali, attivisti, scienziati, esperti. L'idea è quella di identificare chi ha contribuito attivamente, chi si è seduto al tavolo, insomma, a livello direttivo, chi è stato influente in questo e chi invece al contrario non è stato coinvolto. Thanks, Anna. Now, this is something that people should not study. This is, if we compile everything that is said by these people and we map it on one map, you see a complete, comprehensive overview of all the stakeholders, and the things that are bigger have more influence or are named more than others. I'm not sure if they have more influence, but it's no need for you to take a look at everything which is in there. What is most important is there are so many different stakeholders who have influence, and together we can see it, but none of the interviewed people, none of the interviewees was even close in addressing who has influence on this, not even close. Ok, in questa mappa vediamo i diversi stakeholders, i diversi attori, che è una cosa molto utile anche perché spesso non è studiata e si può vedere chi ha avuto un ruolo più influente, chi meno, e la cosa che salta un po' all'occhio è il fatto che ce ne sono veramente diversi e quindi è una visione molto completa. L'unica cosa è che diciamo che nessuno ha un'influenza piena e neanche lontanamente, quindi questo è in qualche modo molto importante. Now, and that's something what we call the Achilles heel, the weak spot of participatory co-design as we see it in tourism. And I like to share two of the things, observations, reflections that we made. Because in Amsterdam, what we see today is that people get wary of participation. They get tired of it. They drop out. They get cynical. They don't want to contribute anymore. And we wanted to know, because for tourism it's very important to understand these mechanisms, why. Ok, e adesso appunto parliamo anche di quello che è chiamato il tallone di Achille, di questo approccio partecipativo, perché nelle diverse fasi della ricerca si è osservato che le persone in qualche modo si stancano di partecipare e il rischio è proprio che gli stessi partecipanti diventino in qualche modo scettici e smettano di contribuire a questo progetto, e il turismo è centrale per capire quali sono le ragioni di questo rischio, di questo tallone d'Achille. Yeah. The first thing that we saw has something to do with the big map we just showed you. The question is not who is in the driver's seat, who is responsible, who is making policies, but where is it? Because there are so many places where things are decided, policies are made that are influential on tourism. And they are made at different aggregation levels, national, regional, the municipality itself, in the neighborhoods, in the districts, by different circles.
we see that they are very interrelated with other high-stake topics. I heard Paolo mentioning already housing, for instance. And the thing is, what we learned, no one, genuinely no one oversees all. So we should be very careful, very modest in claims, if we have participatory trajectories together with residents, for instance, that we say we're going to find solutions or regulate tourism. Ok, quindi la prima questione è non il chi è alla guida, chi è responsabile, chi fa le politiche, ma in qualche modo dov'è il posto di chi guida, perché comunque bisogna tenere in considerazione che le politiche a livello turistico sono create su certi livelli, nazionali, regionali, a livello comunale e tenendo in considerazione anche diversi settori. In qualche modo sono collegate le une con le altre e anche riguardando altre questioni cruciali, come ad esempio quella degli alloggi o a livello economico, e di nuovo non è che una ha il controllo e l'influenza sull'altra in modo totale, quindi in qualche modo la situazione è più complessa di quello che sembra e dobbiamo limitarci nel affermare di trovare soluzioni corrette, di cercare in qualche modo di regolare il turismo. And the second thing is that we see that people are getting tired, wary, and drop out from these participatory approaches, is that the practice of policy making is much different than what people expect. They have inflated expectations of what can be achieved. They expect that if we agree on something, it will happen like that. Well, actually, things are more complicated. They have sometimes a limited understanding of opposing viewpoints up front. Once they are participating and they see each other's viewpoints, they start to understand there are multiple viewpoints. But that takes sometimes years before we get that far. So there's also a different sense of time. And so we know that to have new policies, for instance, on the red light districts, we are talking about it already for years, and it will take probably even more years. But people who are living there, they feel that they drop out, that they're not listened to them, because they have a different sense of the problem itself and a different sense of when it should be solved. Why does it have to take so long? And that's the issue, another issue for participatory processes. E quindi l'altro fattore chiave è il fatto che a livello di pratica nel produrre, elaborare politiche, diciamo che le aspettative delle persone sono diverse dalla realtà. Infatti tante volte le aspettative sono fin troppo ambiziose su quello che effettivamente può essere raggiunto. In più bisogna tenere in considerazione questa comprensione limitata di chi la pensa diversamente e anche il fatto che ci sono percezioni di tempo diverse, perché ci si chiede ad esempio perché ci si impiega così tanto. Alcune volte per adottare concretamente le politiche ci si impiegano anni, no? E quindi il professore prendeva come esempio le persone che magari vivono nei quartieri a luce rosse, che sentono il problema e però allo stesso tempo il rischio è quello di in qualche modo non sentirsi presi in considerazione e quindi un altro problema di questo disegno e approccio partecipativo del caso di Amsterdam può essere anche la percezione diversa del tempo e anche la percezione diversa del problema di chi vive in una determinata zona e di chi invece deve fare e deve elaborare le politiche. Thanks, Anna. Hey, I'm at the end. The thing is, just to wrap it up, I wanted to show Amsterdam. We have very similar problems as Venice in a way. We approach it differently. We do it in a participatory way very often, sometimes successful, but we also see it results into fatigue. E questa thank you, è la conclusione, quello che insomma è emerso, che Amsterdam, Venezia
hanno gli stessi problemi, però attuano tipi di approccio diversi, a volte con risultati positivi, a volte con risultati negativi. E vi ringrazio. Okay. Thank you, Guido. Thank you, Anna. Thank you, Guido. Thank you, Ross. What I can say is that you're right. There are similar problems, historical, between Venice and Amsterdam. The similarity is based on the town, the structure of the town, with the canals. The only city in the world comparable to Venice is Amsterdam. Then many others call them Venice, but I tested in the past this with Amsterdam colleagues. So thank you for your representation, efficient representation of Amsterdam pragmatism in urban policy. This is not everywhere like in Amsterdam. Thank you. Thank you. Sì, quello che ci tengo a sottolineare è che Amsterdam non è tutta l'Olanda. È una città che ha una straordinaria, tanto è la città capitale, 850.000 abitanti, quindi altra cosa da Venezia, ma soprattutto è una città che storicamente ha una estrema apertura, estrema tolleranza, che qualcuno giudica persino eccessivo in Olanda, ma questa è Amsterdam. Le luci rosse, la droga, l'omosessualità sono tutte cose che vengono riconosciute come legittime in quanto fanno parte del genere umano e in questo senso la politica di Amsterdam, diciamo negli ultimi 100-120 anni, è stata una politica che ha sempre sperimentato come si può far stare insieme cose apparentemente opposte. E un altro esempio è questo, no? Loro hanno deciso che va bene, ci sono cose contrastanti, mettiamole attorno al tavolo e vediamo cosa si può fare. Non tutto, ma comunque ci provano sempre. Questa è la lezione interessante di Amsterdam. E adesso... Come dire che il trash fa parte della quotidianità. Sì, È il trionfo della TV commerciale, dice come il trash. Beh, adesso non voglio estendermi su altre cose, ma comunque bisogna sapere che Amsterdam non è tutta l'Olanda e non ci sono tante altre città come Amsterdam, forse non ce n'è nessun'altra. Adesso io chiederei a Ina di presentarci il caso di Barcellona. A Ina la ringraziamo per il fatto che parlerà in italiano e per una semplice ragione, che ha studiato non so quanto, ma qualche anno a Venezia, vero? Certo. Di tu quanto e cosa, e così tutti saranno partecipi. Grazie a te, Aina. Grazie. So we were just wondering, are there any questions or shall we leave now? No. I think you have, because there's no. We have a time for debate later, Okay. so maybe there will be questions later. Ma come faccio ad andare? What time is that? Yeah, Around because how we long? have Con Baggio alla scrittoria. 12:30. 12:30. okay. So now I can get coffee, right? Yes, real. You can have. Okay. And they call Amsterdam the Venice of the North very often, so. Non funziona, no? Bueno, proprio perché parliamo catalano tra di noi, perché Paolo parla il catalano benissimo. Bene, io sono Aina Pedret, sono della direzione di turismo e industrie creative della città di Barcellona. È un fatto importante che prima eravamo la direzione di turismo e abbiamo aggiunto queste industrie creative per quello che spiegherò dopo. È un piacere essere a Barcellona perché come... Ah sì, scusami. Ah sì, devi parlare molto Molto vicino, ok. Ok, così. Ho vissuto qua a Venezia e per questo è un grande piacere essere qua, una città molto, molto amata da me.
è un piacere esserci qua. La prima cosa che vorrei è ringraziare l'organizzazione per un spazio di dibattito, no, come questo, in un momento assolutamente essenziale, dove il Covid ha colpito tutte le città. Ci sono nuove sfide e come le nuove sfide hanno bisogno di nuove priorità. E per sapere quali sono queste nuove priorità dobbiamo anche fare le domande giuste, no? E in questo senso questo forum è il posto giusto per lanciare queste domande. E da Barcellona siamo sempre disposti a affrontare questo dibattito turistico. Il turismo pone delle sfide globali, no? E per noi è essenziale rafforzare questi legami con le altre città come Venezia e come Amsterdam e condividere queste riflessioni e i progetti collettivi, no? Crediamo che è così che si deve affrontare le sfide. Il mio intervento, no, non è questa qua. Il mio intervento verrà diviso in due parti. La prima, come abbiamo gestito il turismo prima della Covid, e dopo come viene affrontata la situazione attuale. Vedrete che la prima parte è consistente, non spaventarvi, ma è perché quello che abbiamo fatto negli ultimi anni nella città di Barcellona prima della crisi ci permette di parlare di Barcellona come una città resiliente e, come diceva il professore Russo, non solo resiliente come industria turistica ma come organismo urbano. E anche se abbiamo visto come si è improvvisamente arrestato, no, il turismo nelle nostre città e molte città hanno scoperto questa volatilità della monocultura turistica. Invece a Barcellona siamo sempre impegnati a continuare per la strada intrapresa, ma abbiamo rinforzato ovviamente tre aspetti, che è la ripresa economica, il riequilibrio urbano e questo collegamento con la cultura e le industrie creative. In realtà noi non abbiamo dovuto fare una radicale interrogazione sul nostro futuro, perché sapevamo già abbastanza dove andare. E qua mi fermo un attimo perché dobbiamo conoscere un po' quali sono i dati di Barcellona, perché a Barcellona il turismo è nel centro del dibattito pubblico e perché parliamo di overtourism come facciamo a Venezia e facciamo in Amsterdam. Qui ci sono i dati 2019, diciamo che Barcellona ha una storia molto diversa di Venezia dal punto di vista turistico, perché Barcellona è diventata una città turistica in pochi anni, diciamo. Adesso è una destinazione globale, ma negli anni 90 era quasi irrilevante l'attività turistica. Pensate che avevamo 1,5 milioni di visitatori, gli alberghi chiudevano ad agosto perché non c'era nessuno, allora questa era la situazione. Invece abbiamo passato ai quasi 30 milioni di visitatori nel 2019. Allora abbiamo fatto, questo significa più o meno 150.000 persone al giorno che visitano la città, che è la stessa quantità che avevamo durante le Olimpiadi. Allora questo vuole dire che abbiamo quasi un'Olimpiade ogni giorno, no? con quello che rappresenta per il funzionamento della città. E cosa succede? Che queste persone, visitatori, arrivano a una città molto densa. Le caratteristiche territoriali sono importanti. Siamo una città piccola, ovviamente molto più grande di Venezia, ma siamo una città di circa 100 km quadrati che ospita 1,5 milioni di abitanti, con un tessuto urbano, come vedete la foto,
molto denso. Questo lo fa una delle città più dense dell'Europa. Questa è una caratteristica importante. In più, quelle icone che il visitatore identifica come essenziale, quello che deve andare a vedere, sono geograficamente concentrate in un'area che vedete qua dietro. Allora abbiamo una città molto densa con una forte concentrazione delle icone turistiche. E questo cosa ci porta a un uso intensivo della città in queste aree. In rosso vedrete quelli sono in rosso i movimenti dei turisti. Si vede chiarissimamente la Rambla, il Passeggio della Grazia, quel punto lì sopra è la Sagrada Famiglia, e in azzurro i movimenti dei residenti. Vedete che c'è una differenza di uso della città molto chiara, con un uso intensivo in queste aree rosse, che è quello che ci porta a parlare di overtourism a Barcellona. E per 15 anni tutta questa crescita rapida di visitatori si è vissuta come un elemento positivo per la città, ma verso 2006 hanno cominciato a emergere, a esplodere le prime voci critiche per il turismo, no? Perché il turismo aveva cambiato il tessuto urbano, l'economia della città e la mobilità, e sono emerse queste voci, no? In quel momento il turismo verso 2006 fino al 2010 più o meno era nel centro del dibattito pubblico. Il turismo era ogni giorno nei media, nei media, vero? Nei media. E in quel momento quello che era in gioco era l'interesse generale della città. Per questo quello che abbiamo deciso di fare è un piano CHOC, è così, un piano CHOC. Nel 2015 abbiamo lanciato questo piano CHOC. La prima azione è stata la di costruire questo piano strategico di turismo, e lo abbiamo fatto con un approccio urbano integrale. Questo vuole dire che per noi il turismo è diventata una parte intrinseca della città, una parte costitutiva della città, e questo vuole dire richiede che un cambio di prospettiva nell'affrontare le politiche turistiche. Non possono più essere concepite come un settore economico a parte, ma devono essere concepite come un progetto globale di città. E il confine tra quello che è turistico e quello che è urbano si diluisce. Per noi è lo stesso. E penso che la cosa più importante di questo piano strategico è non solo che passa dalla promozione alla gestione, come si faceva prima, non solo promozione, è che affronta un'altra sfida globale che passa dalla gestione del turismo in città alla gestione della città turistica, che è abbastanza diverso. E per assicurare che questa strategia sia un successo, la prima cosa che abbiamo dovuto fare è garantire un sistema di governo. Per questo diciamo abbiamo un piano per garantire un buon sistema di governo. Abbiamo istituito questo organismo che si chiama il Consiglio di Turismo Città, in cui enti pubblici, associazioni, sindicati, associazioni ambientali, settore commerciale, settore culturale e quello che noi chiamiamo l'associazione di residenti, che ne parlavamo ieri con Andrea qua, non esiste come esiste a Barcellona. Si sedano anche con i rappresentanti politici per condividere i suoi pensieri su come deve essere questo modello turistico. E questo consiglio è stato veramente un esito dal punto di vista che si sono seduti, come vedete, nello stesso tavolo per la prima volta tutti gli attori che si ascoltano, si capiscono più o meno tra di loro, ma
sono capaci di parlare tra di loro e mostrare quali sono le sue proposte. Questo consiglio diventa così uno spazio formale dove scambiare le idee e dove generare proposte che dopo guideranno le politiche urbane. La terza cosa che abbiamo dovuto fare in questo piano ciò subito è stato sviluppare un piano speciale di accoglienza turistica per rispondere a questa esigenza di rendere la struttura ricettiva compatibile con una città, con un modello sostenibile urbano e soprattutto la necessità di preservare questa funzione sociale dell'abitare. Per questo per noi era un obiettivo chiarissimo, dovevamo fermare quello che stava accadendo nella nostra città. Abbiamo stabiliti questi limiti di crescita nella zona rossa è una zona di crescita zero, di decrescita. La zona gialla è una zona di crescita zero e invece la verde è una zona dove si può crescere. In questo momento, per quanto riguarda ai appartamenti turistici, a Barcellona ha zero crescita. Zero crescita, si è fermata. E questo, se volete, dopo quando c'è la discussione ne parliamo di più, ma vado avanti in questo momento. E se abbiamo un piano per garantire questa struttura ricettiva responsabile, abbiamo anche messo un grande sforzo per ridurre ai minimi termini l'alloggio illegale. Siamo partiti con numeri verso 10.000 appartamenti turistici legali in quel momento. In questo momento c'è una borsa tipo 1.000, una cosa così, che va e viene perché si aprono, si chiudono, ma mettiamo tanti sforzi su questo che non solo danneggia quelli che lo affittano, ma anche alla città, nel senso che crea speculazione, economie illecite e non lascia nulla di buono nella città, no? Abbiamo questa web qua dietro dove chiediamo ai visitatori di controllare se l'appartamento è legale, ma anche i residenti. Così abbiamo tutto un equipo di persone nel comune che controllano quali sono gli appartamenti illegali e dopo inizia tutto un processo legale per chiuderli. Abbiamo anche un piano per generare e diffondere la coscienza, perché è fondamentale per prendere le decisioni giuste dal punto di vista di quelli che facciamo le politiche urbane e perché è essenziale anche per arricchire il dibattito pubblico che era molto polarizzato, diciamo, no? È necessario sapere di cosa stiamo parlando. Ovviamente una delle cose importanti nel punto di vista dell'informazione è generare questo big data, informazione tempo reale. Qua avete un esempio qua, un'immagine del progetto che abbiamo fatto intorno alla Sagrada Famiglia, dove abbiamo monitorato i movimenti dei pedoni per sapere qual è il suo profilo, il suo comportamento, e tutto questo molto utile per gli urbanisti e per ottimizzare la mobilità e anche i servizi intorno a questo spazio di sovraffollamento, no? Ma non solo è produrre dati per gestire meglio lo spazio pubblico, abbiamo anche elaborato molti studi come per esempio quantificazione dell'impatto del turismo sul bilancio comunale e analisi dell'esternalità ambientale del turismo a Barcellona. Questi sono alcuni esempi, ma ne sono tantissimi. E qua vedete l'immagine di un progetto
molto, molto bello, al mio parere, che abbiamo sviluppato un programma educativo che si chiama Barcellona e il turismo, chiediamo la parola, che porta alle scuole, alle aule scolastiche, tutte le riflessioni, il dibattito che era nei media, che era nei media, porta tutta questa complessità del turismo alle scuole, perché questi cittadini, i nostri studenti abitano in una città dove il turismo è una parte importantissima, devono capire che processi ci sono dietro al turismo, e anche è un progetto di partecipazione, perché per Barcellona la partecipazione cittadina è molto importante e loro sono anche cittadini. Allora abbiamo fatto tutto questo progetto perché loro abbiano l'opportunità di presentare le sue proposte anche al Consiglio, e questa è la giornata finale. Abbiamo anche un piano per la gestione della mobilità turistica, nel senso che il nostro obiettivo è promuovere un modello di visita responsabile con la mobilità quotidiana, come parlava anche prima il professore Russo, di fare possibile questa coesistenza tra la mobilità quotidiana e la mobilità turistica, che ha dei ritmi assolutamente diversi a quelli della mobilità quotidiana, e garantendo un uso razionale e coerente dei sistemi di trasporto e dello spazio urbano. E questo che vuole dire? Per esempio, a cosa abbiamo arrivato? A un accordo con il porto per la riduzione della pressione dei crocieristi, a un accordo di buone pratiche per ridurre l'impatto della visita in gruppo, alla regolazione dei pullman turistici in città, o la regolazione dei veicoli per la mobilità personale. Qua abbiamo una visita con questa Segway in gruppo. Immaginate come questo disturba la vita quotidiana dei cittadini. Tutto questo lo abbiamo regolato. E abbiamo per questo anche è molto importante anche per noi, che è questo di tutelare il diritto alla città. Abbiamo visto negli ultimi anni come sono emersi tutte queste attività, fenomeni legati all'uso turistico della città, come può essere questa mobilità personale, questa share mobility, questi venditori ambulanti, no? E le leggi e le regolazioni attuali non contemplavano. Allora abbiamo fatto tutto un sforzo di normativa, no? Con l'obiettivo di fermare, no? Di ridurre tutti quei fenomeni che sconvolgono la vita dei cittadini. Un altro aspetto su cui abbiamo attuato è con la protezione dei negozi tradizionali. Abbiamo visto, e a Venezia si vede, come si sta diffondendo velocemente a Barcellona anche questi negozi di souvenir, no? con prodotti di qualità molto bassa in genere. Parlo più basso? con una qualità molto bassa, in più molto poco collegata con la cultura io non riconosco molte volte cosa sia quello che stanno vendendo. Allora, cosa facciamo? Abbiamo limitato assolutamente intorno a queste aree l'apertura di questi negozi, e proteggiamo i negozi tradizionali che preservano l'identità del quartiere e il paesaggio. È un progetto molto interessante in questa materia è che abbiamo, questo progetto si chiama Locali di protezione ufficiali. Cosa è? Il comune compra, quando può, adesso ne ha una trentina, compra dei locali in queste aree dove si osservano fenomeni di gentrificazione o di monocultura turistica, le compra, le affitta a prezzi sociali
per aprire attività collegate con l'economia di prossimità, per diversificare un po' l'economia intorno a quest'area e rompere questa monocultura turistica, no? Devono essere negozi che siano utili per la vita dei cittadini dei quartieri. In questo senso abbiamo anche questa figura dell'agente civico, l'ufficiale civico, che per migliorare la convivenza tra i visitatori e i residenti, questo ufficiale dà dei consigli, spiega le regole civiche e così aiuta i visitatori a fare una visita più responsabile del sito, no? In questa immagine questo è il mercato della Boccheria, sono sicura che molti lo conoscete, dove l'uso turistico ha sostituito la funzione di approvvigionamento di alimenti per la popolazione e questo corpo di agenti civici quello che fanno è provare di rispettare la funzione originaria del mercato, no? Che è quello di approvvigionare alimenti per la popolazione. E qua mi fermo anche un po' perché per noi è molto importante, abbiamo un piano per fare della comunicazione uno strumento chiave di gestione del turismo, perché per noi le immagini che si progettano della destinazione sono assolutamente chiavi per modellare i desideri e le aspettative dei visitatori, no? Il marketing ha una grande forza per influenzare buona parte degli impatti positivi e negativi che avrà la visita nella destinazione. Per questo noi stiamo lavorando tanto nel costruire un'immagine turistica plurale, dinamica, andare oltre delle icone globali come sono il Park Güell o la Sagrada Famiglia. E per questo per noi il marketing non deve essere promozione ma anche un sistema di gestione della destinazione. E abbiamo anche un piano per compensare l'impatto del turismo. Abbiamo deciso di utilizzare la tassa di soggiorno non solo per ridurre gli impatti negativi del turismo, quello che noi chiamiamo l'esternalità negative, ma anche per promuovere la cultura in città, i festival, gli eventi della comunità. È una forma di compensare e fare compatibile la vita nei quartieri. Per esempio c'è la Biennale del Pensiero, che è un spazio di riflessione sulle grandi sfide contemporanee che si paga con questa tassa. È come se parlassimo del Festival della Mente di Sarzana, no? Più o meno lo stesso. Quel progetto che abbiamo visto con le scuole anche finanziato con questa tassa di soggiorno e anche gli agenti civici, che sono molte delle nostre politiche che sono finanziate con questa tassa di soggiorno. E ora sì, arriviamo al punto di come Barcellona affronta la situazione attuale e l'idea è che continuiamo per la stessa strada, no? Perché crediamo che sia la strada giusta per la nostra città, con le stesse politiche turistiche, perché sono quelle che ci permettono di parlare di una città resiliente, e come diceva, non solo dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista come città, come organismo urbano, ma ci sono 3 elementi su cui abbiamo rafforzato le nostre azioni. Uno è la ripresa economica, l'altro il riequilibrio urbano e l'ultimo il collegamento con la cultura. Dopo il crollo generalizzato delle attività occorreva alzare di nuovo le serrande dei negozi e ampliare un po' le risorse nel tessuto economico della città. Per questo il Comune ha lanciato un budget straordinario di 87 milioni di euro che serve a donare sostegno a quei settori economici e lavorativi
della città, no? Ci sono 82 misure, io ne sottolineerò 2. Sotto questo progetto che chiamiamo Barcellona non si ferma mai. Uno è il bonus consum, che questa è un'iniziativa che promuove il consumo e la ristorazione di prossimità, sono 400 bonus di 10 euro. Questo rappresenta una iniezione diretta di 4 milioni di euro nel tessuto commerciale della città e ha un effetto moltiplicativo nell'economia poiché 10 euro di investimento del comune generano almeno 10 euro in più di spesa del cittadino. Allora, questo effetto moltiplicativo, scusate. E abbiamo fatto lo stesso con il bonus cultura per aiutare questo consumo culturale, no? Con un settore che è stato specialmente colpito dall'inizio della pandemia e funziona più o meno della stessa maniera. Quantità sono diverse, 40 euro per 10, però funziona più o meno della stessa maniera e sono due azioni che hanno avuto molto successo, sono state molto bene accolte per la popolazione e ha generato questo effetto moltiplicativo che è andato benissimo. L'altra strategia è questa del riequilibrio urbano, perché come abbiamo detto all'inizio, il turismo è una naturale tendenza alla concentrazione spaziale e vorremmo favorire questa desconcentrazione mettendo i quartieri come soggetto e oggetto turistico e lasciare un po' il centro, no? Vogliamo mettere questo discorso dei quartieri come oggetto turistico. Qua in questa mappa potete vedere questi sono i prossimi grandi progetti di città e vedrete che non parlo di progetti turistici, ma parlo di progetti di città, collegata con la prima idea che vi volevo trasmettere, perché è così che concepiamo come deve essere. E in più con questa strategia quello che vogliamo è garantire il ritorno sociale del turismo. Concepiamo il turismo come deve essere la leva del cambio per attivare altre attività e perché abbia questo effetto moltiplicativo di cooperazione con altri settori economici strategici, no? È difficile questa. Sei molto brava invece. Grazie Andrea. E per ultimo questa terza strategia che è quella di collegare il turismo con la cultura. Anche se è un dibattito che è già iniziato molto prima della pandemia, occorre adesso creare questi nuovi contenuti siano tangibili o immateriali, no? E occorre rinforzare questa interazione tra turismo e cultura in un senso lato. Parliamo di cultura, parliamo di sport, parliamo di scienza, parliamo di educazione e parliamo anche di industrie creative, perché Barcellona è una città forte in questo aspetto e per industrie creative intendiamo la moda, i videogiochi, il settore audiovisuale, l'architettura, eccetera. E alcune azioni concrete su questo collegamento è che si propone di avviare un piano a sostegno delle iniziative innovative nel campo di quello che noi chiamiamo l'economia dei visitatori. Si propone di elaborare una mappa e un censimento dinamico, non una mappa, una cartina, ma una mappa e un censimento dinamico delle attività e gli eventi culturali della città
e si propone, questo è il punto forte, di intensificare il coordinamento tra le scuole di formazione professionale e le università nei settori della cultura, no? Delle arti, delle industrie creative, con la finalità di consolidare questa realtà altamente riconosciuta a livello internazionale, ma vogliamo rafforzare questa posizione nell'area delle industrie creative. E queste strategie, queste politiche sono quelle che ci portano a poter parlare di Barcellona come una città resiliente, che si recupera subito un evento come la pandemia e che è capace di attrarre popolazione, di attrarre altre volte investimenti e talenti alla città. E questo è tutto, grazie mille. Allora, intanto grazie a Ina per la chiarezza, per aver parlato in italiano e per averci prospettato quella che è la realtà appunto di una città che riesce a combattere la pressione turistica. Aina rimane ancora qui con noi, il professor Stumpf credo anche, e quindi se volete adesso dare spazio a qualche domanda, se avete qualche curiosità, prego Giorgio. Prego. Giorgio Leandro. Benissimo, allora ovviamente è molto interessante questa mattinata e le relazioni. La riflessione che mi viene in mente è che in tutto il mondo il rapporto tra città, nel senso fisico, cioè case, monumenti e abitanti, e turismo, è completamente diverso da quello che c'è a Venezia. Tutte le cose che sono state dette, purtroppo, ahimè, a Venezia hanno un riscontro minimo oppure non ce l'hanno. Esempio, ad Amsterdam ho capito che gli abitanti sono contenti di quanto avviene e pensano che vada bene e pensano di restare nella città. A Venezia è il contrario, gli abitanti vanno via. A Barcellona ci sono circa 30 milioni di turisti all'anno su una città di 1,5 milioni di abitanti. A Venezia 30 milioni di turisti all'anno su una città di 50.000 abitanti. Non solo, ma se ho capito bene la slide, 18 milioni sono turisti cosiddetti residenti e 4 milioni quelli che noi qui chiamiamo mordi e fuggi. A Venezia è il contrario, abbiamo 6-7 milioni di residenti e circa 20 milioni di turismi che vengono la mattina e vanno via la sera. Quindi i problemi si pongono in maniera completamente diversa e non possono essere applicate a Venezia le soluzioni, le prospettive e direi neanche le analisi che qui sono state fatte e che sono ovviamente di un grande interesse dal punto di vista teorico e speculativo, ma dal punto di vista pragmatico qui a Venezia ci servono poco. Un altro aspetto, per esempio, si dice il turismo espelle i residenti. A Venezia questo è vero solo in minima parte. Il turismo va a occupare gli spazi vuoti lasciati dai residenti. Il problema è rovesciato. Venezia è una città dove vivono solo le famiglie, molto spesso uninominali, e i giovani vanno fuori a studiare e poi a svolgere la loro vita senza più rientrare in città. Man mano che le famiglie veneziane arrivano al termine della loro esistenza, le loro abitazioni vengono vendute dai figli perché non tornano a Venezia, perché a Venezia non c'è lavoro.
il problema degli studenti. Io sono stato segretario dell'Ordine degli Architetti per tutti gli anni 70. Negli anni 70 l'Università di Venezia Architettura ha avuto un boom di iscrizioni e di laureati. Grandissima parte di quei laureati restavano poi a lavorare a Venezia. Franco Migliorini, che adesso non c'è uscito, è uno di questi, perché a Venezia c'era il lavoro per loro. Non solo, ma come studenti interagivano con i giovani delle famiglie veneziane, con i giovani veneziani che nel 70 ancora c'erano. Oggi l'università, non solo lo IUA, ma anche Ca' Foscari, rispetto alla città sono corpi estranei. Gli studenti veneziani pochissimi, la maggioranza che vengono a studiare da fuori, perché sono due buone accademie. Tra l'altro aggiungo anche l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Musica, che a Venezia è di altissimo livello. Vengono a studiare da fuori, ma qui non si possono integrare, perché non ci sono i loro coetanei, non ci sono i giovani. Studiano e se ne tornano a casa loro. Questa è la situazione della città di Venezia. Quindi come si fa ad affrontare questo problema? Venezia si dice una città morta, non è vero. Venezia è una città piena di vita, vivacissima. A Venezia si muovono anche in periodi non di alta affluenza turistica circa 110-120 mila persone, di cui 50.000 residenti, circa 20.000 studenti e 40.000 persone che vengono a lavorare la mattina alle 8 e vanno via alle 5 di sera e lavorano o nei pochi uffici pubblici che sono rimasti, perché anche questi si stanno spostando verso la terraferma, ma la stragrande maggioranza lavora nel turismo. Per esempio a Venezia succede un fenomeno apparentemente inspiegabile. C'è il proliferare dei piccoli supermarket. Nella zona qui dove siamo noi, che è una zona poco abitata, ce ne sono 3. A Rialto in poco tempo lungo la riva se ne sono aperti 2, la Coppe e il Despà. E come mai tutti questi supermercati a Venezia? Perché i supermercati forniscono i pochi abitanti che sono rimasti, ma soprattutto i 40.000 lavoratori che vengono a lavorare la mattina alle 8 e vanno via alle 5 di sera, sono in stragrande maggioranza donne che lavorano proprio nel settore del turismo, le quali prima di tornarsi a casa la sera fanno le spese qui nei supermercati, perché quando arrivano a casa sono stanche e devono pensare a far da mangiare la cena per la famiglia e non vanno certo a fare le spese. Questa è la situazione di Venezia, cioè è una città molto viva, come è vivo un corpo che vegeta e viene alimentato per via endovena. Questa è la situazione della città. A questa situazione quali risposte, quali prospettive si possono dare? Lo chiedo a chi è intervenuto qui, perché credo che per loro sia una visione diversa da quella che hanno fin qui raccolto studiando la loro situazione particolare. Grazie Giorgio. Naturalmente sì, vieni Cristiano. È evidente che hai gettato il sasso nello stagno e credo che nel pomeriggio risposte alla tua domanda ce ne saranno, e quindi se avrai la pazienza di aspettare magari, però se Aina ha comunque, o anche Paolo, qualche spunto, è evidente che il tema della consulta citato da Aina, e cioè dal gruppo di residenti e di rappresentanti di realtà economiche della città, che si trova attorno a un tavolo, parla, discute e propone quelle che sono le soluzioni per una residenza e per una interazione più attiva e anche per un lavoro costante per i residenti. Questa è già una risposta, no? La possibilità che qua non c'è di
un dialogo con la città. Poi il tema del bonus mi è piaciuto moltissimo, cioè, ma sono comunque temi e espedienti che facilitano anche la vita della città e anche le attività della città, oltre che la vita della città. E forse poi magari un briciolo di intervento dal segretario di Confartigianato Gianni Checchi, magari su questo ci piacerebbe averlo. Lasciare la parola, e comunque nel pomeriggio sicuramente tanti aspetti verranno chiariti. Grazie. Io intanto ringrazio 3-4 interventi perché, per quanto mi riguarda, hanno riempito un vero buco, anche se io conosco abbastanza Amsterdam, per quanto riguarda la situazione di Amsterdam, e per quanto riguarda Barcellona, che conosco meglio, il tuo intervento è stato, come dire, apre una voragine, ma una voragine politica, perché non è confrontabile da 100 a 0 rispetto a quello che le istituzioni fanno, ma purtroppo anche hanno fatto nel passato in questa città. Quindi già questo dice che questo dibattito è importante. Io dirò delle cose semplici, ma mi sono venuti in mente proprio sentendovi, semplificando appunto lavoro, residenza e mobilità sono i 3 elementi sui quali noi, che coinvolgono un possibile cambiamento, è necessario. Noi abbiamo, io ringrazio molto Giorgio perché ha, come dire, molto semplicemente rappresentato bene le diversità di questa città, ma che se vogliamo, semplificando ancora, perché lui ha fatto un elenco così abbastanza schematico, ma documentato, si potrebbe dire che l'elemento principale è la quantità di abitanti, punto. Cioè essere sotto o quasi sotto i 50.000 abitanti cambia anche il come si può affrontare da zero, perché noi siamo un'azione di questo genere per cercare di invertire un processo. E allora noi dobbiamo cercare i processi di cambiamento, anche quando la politica è virtuosa, sono processi lenti, e noi dobbiamo invece rapidamente vedere dove innescare l'inizio di un processo di cambiamento. Allora io credo, la butto così, visto che 20-25.000 persone ogni giorno vengono e vanno dalla città, perché c'è ancora, nonostante il depauperamento anche istituzionale dei servizi, in questa città c'è ancora questa pendolarità di lavoro, e queste persone che abitano al di fuori della gronda lagunare, in terraferma, di fatto sono o espulsi già anni precedenti o figli di espulsi. Se ci fosse la possibilità di avere come minimo una quantità di abitazioni e di servizi, ma i servizi vengono alla coda delle abitazioni perché c'è una richiesta di consumo, potremmo innestare questo processo. Ma allora diciamo che il punto, e qui mi pare che ci sia il professor Tattara che sostiene questa tesi, il vero punto d'attacco è la residenza. Noi dobbiamo riuscire rapidamente a dare la possibilità di offrire case a queste persone a un affitto, se possibile, equo. E da questo punto di vista noi abbiamo poi pomeriggio Occio che sta facendo questo ragionamento che a me sembra molto, molto utile. La strada però è questa. Allora questo potrebbe tentare di rissanguare la residenza veneziana, e questo comincia a cambiare il rapporto tra il numero di turisti e il numero di persone che abitano. Però esiste un altro problema di cui pochissimo si parla. Per avere dei lavori alternativi alla cultura turistica, perché questo dobbiamo avere per poter cercare di ridurre e espellere l'eccesso di turismo, soprattutto quello più violento, noi dobbiamo avere dei lavori di qualità. E io credo che qui ci sia 2 elementi fondamentali. Noi abbiamo 2
grosse università più quello che diceva il conservatorio, l'accademia. Vogliamo dirla tutta. Queste università in questi 20 anni mediamente hanno lavorato contro gli interessi di questa città, non se ne sono occupati, hanno lavorato contro. È inutile che faccia esempi come i grattacieli sul bordo delle bocche di porto studiati dalla UAV, come le mutande del Mose, come Ca' Foscari che a Castello, dove oggi sta per partire una nuova speculazione, propone per appoggiarla di fare un ennesimo corso universitario per albergatori, visto che alberghi ne abbiamo pochi. Allora io credo che dobbiamo trovare una maniera virtuosa, ovviamente democratica, ma perché le università devono essere anche libere, per fare in maniera che queste università si occupino della ricerca e della ricerca che questa città può offrire, perché ne ha le condizioni. Per 20 anni nel passato ci siamo battuti per avere cose che riguardavano l'ecologia, eccetera, a livello mondiale c'erano queste possibilità e sono state tutte perdute. Allora, il nuovo lavoro nasce da una nuova qualità di ricerca e di... ultima cosa e finisco. Questa città è una città di morti. Io ho 85 rotti anni. Rappresento, non dico la media, ma la grande quantità delle persone vecchie in questa città. Allora perché non cerchiamo di lanciare questa città anche come una città per i giovani? Questo vuol dire fare delle politiche, a cominciare da un'offerta abitativa equa, altro che un solo ostello, molto di più, legata a quelle esperienze innovative che le università e di fatto la quantità grandissima di movimenti, piccoli o grandi, fanno autonomamente. Mi pare che potrebbe essere un punto di partenza. Grazie a Cristiano Gasparetto per la chiarezza e anche per aver posto ulteriori problemi che comunque nel pomeriggio cercheremo di dare qualche soluzione o qualche indicazione. Chiederei a Gianni Checchi, sia il segretario di Confartigianato, di darci il suo contributo se possibile e poi chiuderei la mattinata per poi riprendere nel pomeriggio. Grazie. Io volevo ringraziarvi per questo momento perché è enormemente interessante. Le testimonianze che sono state offerte aprono, diciamo così, e per certi versi confermano uno scenario che anche personalmente da anni sto vivendo in questa città. Noi abbiamo sentito due esperienze che per motivi diversi, in modo diverso, con le loro peculiarità, le loro diversità, però hanno due aspetti che sono, diciamo, che le uniscono, che sono significativi, e sono due aspetti su cui io vi invito a riflettere e su cui spero, credo, che alla fine di questa giornata, ripeto, interessantissima, verrà fuori un movimento, una richiesta, una volontà da parte, diciamo, non solo degli organizzatori, ma da parte della città che ha assistito, che è presente e che si sta anche formando in questo momento, che deve cominciare a battere continuamente per smuovere quello che è il governo di questa città. Quali sono questi due elementi? Secondo me il primo elemento è il concetto della gestione partecipata. Non si può affrontare un fenomeno che è, diciamo, impattante ed importante come quello del turismo in città, nelle città d'arte, nelle città diciamo mondiali importanti, nei centri storici importanti, senza avere un progetto condiviso, puntuale su questo tema.
Ecco, questo aggiungo diciamo, alla serie di cose che ha detto prima l'architetto Leandro, è una cosa che in questa città, a Venezia, manca totalmente. Qui non si sente parlare di un progetto di città e quindi conseguentemente di un progetto di turismo che è l'industria principale di questa città da anni a norum. E quindi voglio essere chiaro, non faccio una colpa specifica diretta a questa amministrazione, perché questa filosofia del lasciare che le cose vadano appartiene come minimo a 3, se non forse 4 amministrazioni conseguenti. Ecco. Certamente questa ultima non brilla per la volontà di porsi i problemi, di aggregare gli interessi diciamo attorno a un tavolo come abbiamo visto prima. Così si fa, perché l'impatto è devastante. Noi in questa sala diciamo un paio d'anni fa abbiamo presentato dei daterelli molto semplici, molto aridi ma significativi di come è avvenuta in maniera speculare la diciamo presenza e l'invasione dell'overtourism a Venezia, dei bed and breakfast, delle cose, cioè tutte le cose che sono state dette prima, e la speculare sparizione dell'artigianato in questa città, dell'artigianato e del commercio di vicinato. Proprio è avvenuto un fenomeno speculare. Ecco, allora voglio dire, è possibile che al di là di diciamo qualche, posso dire sparata, che ogni tanto avviene su cose che poi puntualmente non vengono verificate, cioè non si capisca che qua ci vuole un progetto organico che metta tutti i soggetti attorno a un tavolo per rifondare le politiche gestionali turistiche di questa città. Questo è fondamentale, perché qua ognuno va per conto suo, ognuno tira la giacca per conto suo, ognuno aziona interessi particolari per conto suo, e così non si va da nessuna parte, anzi si va in una parte ben precisa, che è quella esattamente dove la città sta andando, verso il burrone di una non gestione del problema che invaderà e farà scomparire anche il resto di cittadini, il resto di attività artigianali di vicinato, verso una perdita totale della cultura del territorio, totale. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che volevo sottolineare, chiudo velocemente, è diciamo, se vogliamo, più specifico. Ho appreso leggendo i giornali nei giorni scorsi che il Comune di Venezia chiude il bilancio con una 90 di milioni di euro di attivo. Mi viene da dire, così con una battuta molto banale, che l'azienda va bene, la città va male, però insomma ci sono queste risorse. Allora io dico, è possibile che non riusciamo a impiegare queste risorse, quantomeno in parte, per progetti, iniziative come quella che la dottoressa di Barcellona ha spiegato molto bene, dove il comune diventa diciamo non arbitro o elemento asettico assente, ma diventa giocatore della partita, dove il comune arriva dove il privato in questa città non può arrivare, perché vengono espulsi i piccoli laboratori a 3.000 euro al mese, di affitto. Non c'è partita, non c'è gioco da fare. Allora, questa potrebbe essere un'idea da cui partire, da cui ripartire, per mettere a disposizione dell'artigianato, del piccolo commercio di qualità e di vicinato, di attività di giovani, di artisti, dei pezzi, delle fette della città che altrimenti verranno colonizzate
totalmente da negozi di souvenir, di pacottiglia, di canditi, di cioccolate, di kebab, eccetera, eccetera. L'elenco potrebbe essere molto, molto lungo. Mi sembra che da questa, diciamo, giornata, e chiudo, possano uscire delle proposte concrete, molto pratiche, e su queste proposte cominciare a unirci, far sentire la nostra voce e cercare di diciamo, portarle avanti. Certo che se manca a fondo la volontà politica per porsi questi problemi e per risolverli, diventa la fatica di Sisifo, come diceva qualcuno. Continuiamo a sbraitare, a dire delle cose, ma se da st'altra parte non che se la volontà di porci il problema. E io da questo punto di vista, e chiudo veramente, sono molto pessimista, ma molto pessimista, perché io sento teorizzare negli ambienti e nell'establishment dell'amministrazione. Qual è il problema? Venezia è così, è fatta così. Venezia è per definizione, per antonomasia, diciamo, ormai asservita e assoldata al turismo. Cosa fanno qua questa gente, questi artigiani che vogliono continuare a fare, eccetera? Sono degli elementi fuori del contesto loro. Venezia è questo. Mestre, Marghera, eccetera, ci sono altre cose, via discorrendo. Quindi io sento teorizzare questa parcellizzazione, questa come dire, questa partita data per vinta a tavolino ormai al turismo in alti ambienti dell'amministrazione. E questo purtroppo cosa significa? Significa che questa città, ormai ridotta a meno di 50.000 abitanti, con una peso politico quasi irrisorio, e con un'amministrazione che ormai l'ha catalogata come città turistica e basta, ho paura che la battaglia diventi molto 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 difficile. Io e noi come rappresentanti degli artigiani veneziani siamo disposti comunque a farla, e vorrei e mi piacerebbe che anche da questo momento venisse fuori e venisse ribadita questa volontà. Più la battaglia è difficile, più è dura, più è anche entusiasmante farla, quindi facciamola insieme. Allora, con questa nota di pessimismo da un lato, ma di grande ottimismo dall'altro, cioè ce la faremo anche a passare questa oretta di tranquillità per poi riprendere nel pomeriggio. Grazie a tutti e grazie a Gianni De Chicchi.